lascerò andare, ma in difesa come sei, farei di tutto per poterti trattenere. Perché dovrai scontrarti con i sogni che si fanno quando si vive intensamente la tua età. Ti lascerò provare a dipingere i tuoi giorni con i colori accesi dei tuoi anni. Ti aiuterò a sconfiggere i dolori che verranno, perché saranno anche più grandi degli amori che ti avranno. E lascerò ai tuoi occhi tutta una vita da guardare, ma è la tua vita e non trattarla male. Ti lascerò crescere, ti lascerò scegliere, ti lascerò anche sbagliare, ti lascerò. Ti lascerò decidere per chi sarà al tuo fianco, piuttosto che permettere di dirmi che sei stanco. Lo faccio perché in te ho amato l'uomo e il suo coraggio e quella forza di cambiare per poi ricominciare. Quando hai davanti agli occhi altri due occhi da guardare, il mio silenzio lo sentirai gridare. Ti lascerò vivere, Ti lascerò ridere, ti lascerò, ti lascerò. lascerò i tuoi sorrisi, la voglia di scoppiare ed il tuo orgoglio lo lascerò sfogare. Ti lascerò credere, Ti lascerò scegliere, ti lascerò, ti lascerò. Ti lascerò vivere, ti lascerò vivere, ti lascerò. ti Buongiorno, buongiorno, una giornata molto impegnativa questa mattinata con degli ospiti eccezionali, specialmente apriremo con un ospite incredibile che ha scritto un libro molto bello ma anche significativo per far capire l'importanza di conoscere, di sapere. Vi presento subito la dottoressa Barbara Zebelin, laureata in scienze motorie. Buongiorno dottoressa, Buongiorno, grazie bene. di essere qui. Ma Grazie prima a lei. del libro io vedo che lei, dottoressa, ha portato una cosa che a casa diranno: ma cos'è quella roba là? Prego, dottoressa Zebelin. Ho portato qui il bacino perché tante volte si parla di pavimento pelvico, però da un sondaggio fatto circa il 50% delle persone alle quali è stata fatta la domanda sai che cos'è il pavimento pelvico? Ciao. Rispondono non lo so. Alla domanda poi dove si trova, spesso io dico alle mie allieve non occorre avere un navigatore satellitare per trovare il proprio pavimento pelvico, però purtroppo è così, nel senso che il pavimento pelvico è uno dei protagonisti indiscussi nell'evento nascita, però le donne purtroppo scoprono di avere un pavimento pelvico dopo aver partorito e non prima.
di aver partorito. Mi scusi dottoressa, ma non è colpa nostra, qualcuno dovrebbe informare qualcuno- o qualche addetto ai lavori o sbaglio? Allora sì, diciamo di sì, diciamo che c'è un contesto di tipo familiare che per ignoranza e per una serie di motivi proprio di tipo sociale, ma di tipo anche culturale, non è in grado di offrire questo tipo di informazioni. E poi entriamo nel mondo della scuola, entriamo nel mondo poi dei professionisti del settore. Però come dico io, dovremmo iniziare già a livello familiare. Però le mamme hanno difficoltà a parlare con le loro figlie di questo tipo di argomento. Le mamme? Anche le mamme, sì, perché è un argomento tabù. È un argomento tabù, perché il pavimento pelvico... Allora, cominciamo a spiegare, dottoressa, quello che stiamo vedendo. Allora, questo è la riproduzione fedele di un bacino femminile. Per la gente comune, ma anche gli addetti del settore, parlano di perineo e di pavimento pelvico come se fossero la stessa cosa. In realtà non è così. Il perineo è la parte esterna, quella che noi possiamo toccare abitualmente quando ci facciamo il bidet o che appoggiamo sul sileno della bicicletta, dove siamo sedute noi adesso in questo momento, mentre per pavimento pelvico si intende tutto l'insieme, cioè la parte esterna, ma anche la parte interna. Che non conosciamo. Che proprio è nascosta dalla vista e anche dalla consapevolezza. Cioè è lì e noi donne ci accorgiamo che abbiamo questo tipo di muscolatura quando questa muscolatura bussa e ci dice guarda che c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non funziona. Perché se c'è qualcosa che non funziona sul gluteo, sull'addome, noi lo vediamo. Però se c'è qualcosa che non funziona all'interno, ma anche all'esterno, facciamo fatica. E poi è un po' una zona tabù questa. E non dimentichiamoci che, le faccio un esempio, se lei ha 4-5 donne davanti e mette una musica, una bella musica da un ritmo invitante, e una donna è nata in Brasile, una donna è nata a Roma, una donna è nata a Oslo, una donna è nata a Nuova Delhi, e dice muovete il bacino. Lei pensa che queste donne muoveranno nello stesso modo il loro bacino? Quindi è un fatto culturale. Le radici sono di tipo culturale. Per una brasiliana è normalissimo muovere il bacino, per un'italiana è un po' più difficile muovere il bacino. Quindi un bacino rigido, poco mobile, una muscolatura rigida e poco mobile. Abbiamo il nostro Rinaldo da Venezia. Rinaldo, lo sapevi tu anche se sei un uomo? Sì, sapevo perché Io mia so moglie tutto, ha sei avuto un forte, problema e io sapevo. Però è una cosa giusto sapere, però penso che sia più giusta per chi che la è mai imparata, perché non penso che sia una roba che una donna vada, è troppo difficile. È giusto che lo sappia, ma bisogna che qualcuno, come che dire la dottoressa, che qualcuno gli insegna e dove cominciare sulle scuole, perché da piccoli dare un accenno e poi insegnargli, perché culturalmente è una roba che serve, è una cosa, e sa dove andare, cosa fare, è giustissimo. È cultura, è una vera roba più della musica, perché quella musica è che Dea, amore, te amo, e non ti mangi, ma questo lavoro qua ti mangi, è un'altra roba. Però sì, è giusto che le donne sappia di cosa deve il suo corpo, che sia più attaccare il suo corpo che un dolore umano e capisca cosa che può essere e andare da un medico e tutto ha il problema. Ma non è un problema, è un problema serio, nessun uomo nuovo, però sono convinto, come che dire, dottoressa, forse in Camargo delle donne, forse in Camargo del 50%, perché è una cosa, io non so adesso per dire che mia moglie aveva un problema e non so adesso di questo fa, come che si chiama, non sapevo bene come che mi va a spiegare. Come si chiama? Dai, dimmene come che si chiama? Dopo pelvico, cosa deve? No, ti ho detto che ti sa come che si chiama, vediamo se ti lo sa veramente. Non mi ricordo neanche.
Caro. Allora, grazie Rinaldo, vado avanti perché è un tema interessante, dobbiamo parlarne. Come avete sentito non è facile, però c'è sempre un tempo per conoscere. Io sono dell'idea, non è mai troppo tardi, e sono temi tabù, e tabù perché li abbiamo fatti diventare tabù, perché ricordiamoci che nasciamo tutti nudi. Però a una certa età ci si veste, ci si copre, perché se certe parti intime abbiamo imparato da piccoli che bisogna nasconderle, non si sa il perché, ma bisogna nasconderle, e questo non va bene perché è la conoscenza. Io ho avuto una sessuologa, dottoressa Zebellin, la quale ha detto: guardi Mirella, i ragazzi a 14 anni pensano di sapere tutto su quello che è anche il corpo umano, sulla sessuologia, non sanno niente. Una volta era una materia che si insegnava, adesso non si insegna più, ed è molto preoccupante. Cosa dici di questa dottoressa che ha dichiarato questo davanti alle telecamere? La sessuologia è fondamentale. La sessuologia è fondamentale perché quando si parla di pavimento pelvico, e rispondo un po' a chi è intervenuto prima, anche gli uomini hanno un pavimento pelvico, non ce l'hanno solo le donne. Però il pavimento pelvico, come dice una dottoressa che noi addetti del settore conosciamo bene, che si chiama De Casquet, ha detto che il pavimento pelvico è la zona del corpo umano con il maggior numero di funzioni. Perché quando noi parliamo di pavimento pelvico pensiamo a problemi di incontinenza, problemi legati alla sfera urinaria o alla sfera defecativa, ma in realtà il pavimento pelvico ha anche molte più funzioni e anche una funzione sessuale. Quindi, riagganciandomi a quello che ha detto la sessuologa, purtroppo questi ragazzi hanno un rapporto sessuale, un primo rapporto sessuale in età molto più precoce rispetto a una volta, ma non conoscono veramente nulla del loro corpo. Non sanno niente, non sanno neanche l'importanza che hanno questi muscoli anche per quel che riguarda la sfera sessuale, perché certamente un muscolo rigido è un muscolo che cede con più difficoltà e quindi possiamo pensare a problematiche legate a un dolore, alla presenza di un dolore, oppure un muscolo, perché quando si parla di pavimento pelvico si pensa sempre che sia un muscolo che non è più forte, che ha ceduto. L'atto sessuale può essere doloroso. Può essere doloroso. Un pavimento pelvico rigido è un pavimento pelvico che cede poco, perché questa è una zona del corpo un po' birbantella. In certi momenti della vita si deve chiudere e in certi momenti della vita si deve aprire. Quindi in certi momenti deve essere forte, tonica, e in certi momenti deve essere elastica. Però, c'è un però, questi muscoli si emozionano e quindi sono strettamente legati a quello che è l'aspetto emozionale. Le faccio una domanda io, posso? Certo, prego. Lei, se va in un luogo pubblico o se va in vacanza con un'amica o con una persona che conosce poco e va in albergo e deve andare in bagno e la porta non si chiude e questa persona non la conosce bene, è facilitata o è un po' in difficoltà? Un po' in difficoltà. Perché gli sfinteri si emozionano e quando io sono in una situazione di paura, di disagio, tendono a chiudersi. Non mi sento sicura e non si rilasciano. E il corpo me lo dice e parla. E il corpo parla. E così in un bagno pubblico ci sono delle donne che non solo per un discorso di igiene, ma proprio sono terrorizzate che la porta si possa aprire e quindi gli sfinteri si chiudono. Così nel parto una donna che ha paura, che non si sente protetta, contenuta in un luogo sicuro, ha più difficoltà a partorire perché i muscoli tendono a irrigidirsi, perché la paura porta a rigidità, tensione, la tranquillità porta all'apertura. Per quello forse io ho avuto anche diverse ginecologhe e ginecologi dicono che bisogna iniziare da ragazzine a frequentare, a farsi visitare, a vedere, a capire, perché anche, e qua bisogna che, di solito è la mamma che porta la figlia, ecco, e anche il figlio se sta male di solito è la mamma. Ci sono pochi genitori che vanno assieme o che è il papà se non in circostanze veramente particolari. Ma questa mamma non è preparata, ha ragione lei, anche se è una mamma giovane non è preparata perché culturalmente è nata ancora con questi tabù. Qual è la mamma che insegna la propria, già ha difficoltà a parlare del ciclo mestruale, figuriamoci qual è la mamma che parla alla propria figlia dicendo
come prendersi cura di questa muscolatura, perché un giorno comunque questa muscolatura, come tutti i muscoli del corpo umano, cede, perde di tono, di elasticità, di forza, ma poi è una muscolatura molto importante nella modulazione del piacere. E qua entriamo in un campo minato. Una mamma è in difficoltà, dovrebbe essere accompagnata da un professionista. Ed ecco che appunto lì subentra un po' la scuola, che è molto carente anche da questo punto di vista. I ragazzi purtroppo si informano su dottor Google oppure guardando filmati, ma non sono accompagnati in modo contenitivo e in modo anche, non dico scientifico, ma in modo empatico a questo tipo di problematiche, ma anche a questo tipo di aspetto, che non è solo un aspetto sessuale, ma anche un aspetto affettivo. E allora arriviamo a quello che ci dicevamo io e lei prima che iniziasse la trasmissione, cioè anche i ragazzini vanno educati. Questo tipo di argomento va affrontato nella classe, sia in presenza maschile che femminile, dove ai ragazzini si insegna che le donne hanno questi muscoli, ma ce li hanno anche gli uomini. Allora insegno che cosa servono e allora si impara anche a rispettarsi di più e a conoscerci di più. Sono perfettamente, dottoressa Zebellin, anzi la ringrazio di essere qui, di spiegare queste cose, perché io ho diversi studenti che vengono in trasmissione e questi studenti, quando chiedo loro la scuola va bene così o vorresti una scuola diversa? E loro dicono che vorrebbero una scuola diversa, più intrigante, con nuove materie. Ecco, questo è là per far capire che questi ragazzi sono interessati, sono curiosi. Non a caso da piccoli iniziano a chiedere perché. E non diamo risposte perché il perché diventa impegnativo. Specialmente poi se un perché viene fatto a 10, 11 anni, a 9 anche, e queste mamme, come dice lei, non essendo preparate e nate nel tabù, fanno fatica a spiegare perché, ma io sono convinta che i ragazzini e i ragazzine fanno certe domande e che non hanno le risposte. Non hanno le risposte, purtroppo non hanno le risposte. È una situazione un po' complicata perché si intrecciano delle modalità che hanno aspetti fra di loro diversi. E poi c'è un discorso anche da fare. Noi italiani siamo riconosciuti a livello mondiale come il popolo più creativo. Ed è vero. E proprio ascoltavo un video ieri sera dove diceva un italiano con un giapponese a livello di creatività, ma la vince alla grande l'italiano. Ma 10 italiani con 10 giapponesi vincono tranquillamente i giapponesi. Perché? Perché noi facciamo ancora molta fatica a lavorare in team. Esempio della scuola. Chi è che dovrebbe parlare di queste cose? L'insegnante di scienze, corpo umano, scienze. Ma in collaborazione con chi? Con l'insegnante di educazione fisica, perché parliamo di muscoli. Allora quando io faccio l'appello, poi posso aggiungere, ragazzi, guardate che non si può fare attività motoria con la vescica piena. Per questo motivo. Incomincio a fare anche educazione. Faccio collaborazione con l'insegnante di scienze, ci mettiamo d'accordo, tu dici questo, io aggiungo questo. Oppure c'è uno studio che a me ha fatto molto riflettere, che il 10% delle studentesse a scuola ha almeno un episodio di incontinenza. Non dice niente e usa il carefressa nella slip. Tanto è vero che ieri ho avuto ospite il dottor Aiello Santoro, perciò ecco che lei conosce bene. Abbiamo fatto molte conferenze assieme. Ecco, abbiamo parlato proprio di incontinenza, di stomie, e non è la prima volta che viene, proprio per far capire l'importanza di conoscere. A casa sono molto attenti, tanto è vero che poi arriva anche qualche telefonata che vogliono capire, vogliono conoscere, questo è fondamentale, però purtroppo anche qua la comunicazione manca, o sbaglio? La comunicazione manca ed ecco perché io ho scritto questo libro che ho voluto... E facciamo vedere lo scrigno segreto, tutto quello che devi sapere sul tuo pavimento pelvico. Rinaldo, pavimento pelvico ce l'hai anche tu, eh?
Prego, dottoressa. Sì, è un libro che io ho voluto scrivere e dedicare alle donne. Io sono sempre dell'idea che qualsiasi esperienza che ti porta alla vita, anche quella che la vedi più buia, più nera, ha comunque un suo aspetto positivo. E quindi il Covid per me, l'aspetto positivo è stato che per una persona molto attiva come lo sono io, rimanere chiusa in casa non è stato facile, come per tutti. Per me in maniera particolare, però io l'ho preso come un segno, è arrivato il momento di scrivere, ho il tempo per poter scrivere e quindi è nato proprio durante il Covid. Ma è un libro che io ho voluto scrivere cercando di affrontare in modo un po' più leggero un argomento che è particolarmente pesante e con dei capitoli dove le mamme possono leggerli assieme alle figlie, cioè, è questo il mio obiettivo, perché uno dei miei mantra è Cioè, facile anche da leggere, da capire, molto facile da leggere, perché io sono convinta che più donne raggiungiamo quando stanno bene, meno donne avremo che stanno male. Quindi è vero che siamo in un campo di competenza medica, fisioterapica, ostetriche, ginecologhe, ma è la prevenzione, cioè è più facile che una donna entri in una palestra, in una scuola, che in un ambulatorio medico. E noi dovremmo avere... È là che li troviamo. È là che li troviamo. E quindi il mio obiettivo è ritardare il più possibile l'entrata in un ambulatorio medico. Questo è il mio obiettivo. Andiamo a vedere anche il video che ha portato la dottoressa Zebellin, promozione, struttura, e poi capiremo e lo commenteremo. Benvenuti alle Pleri Club, centro wellness che quest'anno festeggerà i suoi primi 20 anni. Questo è il mio regno. Qui entro tutte le mattine alle 7 ed esco alle 12 o alle 13. Queste che vedi sono le macchine Pilates e qui faccio lezioni individuali o a coppie. Marito e moglie, 2 sorelle, 2 amiche o anche 2 amici che desiderano condividere la propria passione sia per questa tecnica di movimento o per una stessa disciplina sportiva. Ho infatti golfisti, ballerini, ciclisti, ma soprattutto persone che hanno capito che non esiste più solo il rinforzo o l'ipertrofia muscolare. Il crescente infatti interesse verso un movimento più funzionale ha fatto sì che sempre più persone pongano la loro attenzione più su un concetto globale di movimento che settoriale. Questo anche grazie agli studi sulle catene miofasciali e le interrelazioni tra il sistema motorio e quello sensoriale. Posso dire, ripetendo le frasi che spesso mi vengono dette, che le persone che entrano qui trovano un'oasi di pace e di serenità, un luogo di rispetto e di ascolto verso le esigenze del corpo e della mente. ZEBA è un metodo brevettato che ha come obiettivo principale quello di salvaguardare la salute e il benessere della donna, ponendo particolare attenzione a una parte del suo corpo spesso dimenticata, il pavimento pelvico. Le donne purtroppo non sono consapevoli di avere un pavimento pelvico vivo e intelligente, che respira, sente, ha una storia e una memoria. Spesso non sanno neppure di avere un pavimento pelvico elastico, che però, come tutti i muscoli del corpo umano, con il passare degli anni si indebolisce. Nel percorso ZEBA le donne vengono informate, responsabilizzate e stimolate a mettere in pratica efficaci esercizi e insegnamenti per proteggere e allenare in modo corretto il loro pavimento pelvico, sia durante le attività quotidiane, sia durante lo svolgimento della loro attività fisica preferita. Questo metodo non ha pretese né rivoluzionarie né miracolose. Attraverso una profonda consapevolezza corporea ti invita a porre maggiore attenzione a una zona così ingiustamente trascurata, spesso sconosciuta e drammaticamente maltrattata.
E vi presento subito un altro ospite che ci ha raggiunto, è Don Mauro Gazzelli, parroco di Cessalto. Buongiorno Don Mauro. Buongiorno. Voi non ci crederete, ma come ho fatto la domanda a Don Mauro, conosce il pavimento pelvico? E lui mi ha risposto di sì. Ed è giusto parlarne perché? Perché Don Mauro, forse la Chiesa fino adesso è vissuta nei tabù, molti tabù. Invece abbiamo un Papa Francesco che invece questi tabù sta cercando di superarli, anche con dell'informazione, con delle ricerche che prima la Chiesa non faceva. Lui ha dato il là a questo, è un Papa rock, o sbaglio? Sì, difatti il Papa sta dando respiro a quello che la Chiesa dice unità tra corpo e spirito. Quindi nel Medioevo si vedeva il corpo come la prigione dello spirito e quindi il corpo bisognava in tutte le maniere maltrattarlo, era una prigione. Oggi invece si guarda all'unità tra corpo e spirito, quindi se sta bene il corpo, sta bene lo spirito. Difatti i latini dicevano mente sana in corpore sano. Oggi, ahimè, dobbiamo rischiare un conto e fare idolare il nostro corpo. Quindi uno fa sport perché deve avere un corpo super scolpito. Diverso è, il Papa dice, dobbiamo avere cura del corpo come dell'anima. È diverso perché io mi prendo cura della salute del corpo e della mente. Ecco che oggi non è in crisi solo gli argomenti che voi state trattando, ma in crisi a volte anche lo spirito, il pensare, il meditare. E quindi se il corpo è sereno e rilassato, e qua i nomi tecnici sono vostri, anche la mente è più aperta al pensiero. Però per fare questo devi anche conoscere il tuo corpo, devi essere informata. Rispettarlo, ma lo devi conoscere e qualcuno ti deve far capire che conoscere vuol dire rispetto, quello che manca ai ragazzi, alle ragazze. Esatto. Parliamo in generale perché questo è un argomento che riguarda sia il maschile che il femminile. Ecco, e la dottoressa giustamente Zebellin dice i ragazzi non sono preparati. Lei, Don Mauro, che frequenta molto, diciamo, questa età delicata, Esatto. che è la fase dove tu cresci, dove tu magari hai tante domande che ti poni, ma non hai il coraggio di dirle, di chiedere, perché viviamo nel tabù, qua poi c'è il profondo nord, non ne parliamo, Esatto. c'è il profondo sud, ma c'è anche il profondo nord. Ecco, c'è qualche volta che lei si sente impacciato a certe richieste oppure le chiedono qualcosa che non hanno il coraggio di chiedere a casa perché magari lei fa parte di quella che è riuscito a entrare in quel buco nero che solo loro conoscono? Proprio l'altro giorno, parlando con un giovane di 22 anni, mi rendo conto la differenza a volte, quello che il Papa dice, le periferie. Cioè nelle grosse città, anche i miei colleghi sacerdoti, c'è più apertura. A volte rischiamo nei nostri paeselli, quasi in forma idilliaca, tutto bello, tutto tranquillo, e siamo troppo chiusi e non abbiamo una mente aperta anche al confronto e anche a strutturare questo. Per cui da noi a volte non hanno il coraggio anche di approfondire queste cose. Però, guardando anche, spezzo una lancia a favore anche dei social, nei nostri paeselli qualche giovane riesce a trattare questi argomenti come? Prendendo la strada dei social. Ho visto, hai sentito? Sì, no, nei nostri paesi non si riesce a dialogare su questi argomenti. Dottoressa Zebellin, come commenta le parole di Don Mauro Gazzelli? Le commento con una riflessione che sto facendo. Io mi ricordo che io sono nata a Crespano del Grappa, quindi un paesello, 3.500 abitanti, che poi una volta nel periodo estivo raddoppiava perché arrivavano i veneziani che lo consideravano andiamo in montagna in realtà. Però io mi ricordo che quando la domenica andavi a messa tutti ti osservavano, tutti controllavano come eri vestita, con chi ti accompagnavi, eccetera. Quando sono uscita dal paesello e sono andata a frequentare l'università a Firenze, già lì sono entrata in una città più grande dove la gente non si preoccupava assolutamente né di come ero vestita né di come portavo. Quando poi sono andata a New York per la prima volta mi sono resa conto che effettivamente il paesello è una prigione da un punto di vista emozionale, perché ti senti molto pressato dal giudizio altrui, perché la frase che si dice è ci conosciamo tutti, sì, ci conosciamo tutti, ma con che modalità? Perché tutto sommato è meglio da un certo punto di vista essere anonimo e quindi non essere bombardato dal giudizio altrui, e questo può succedere più facilmente in una grande città rispetto a una piccola entità come potrebbe essere Bello. Quindi è vero questo, quindi bisogna lavorare molto su questo. Poi sul discorso dei social, si apre
un mondo. Si apre Però un è mondo. un mondo nel quale i ragazzi entrano facilmente Sì. ed è un mondo pericolosissimo, perché l'informazione può essere deviata e questo è pericoloso, Don Mauro, perché se non arriva l'informazione giusta e corretta diventa veramente un problema poi far capire che quella frase, quella foto che tu è un'altra cosa, ma tanto è vero che se tu scrivi una frase non corretta, non mettendo le virgole e i punti al posto giusto, la frase è deviata. Ha un significato E diverso. purtroppo questi ragazzi tutto il giorno sono in balia di questo, della deviazione di quella che invece dovrebbe essere la vera conoscenza, specialmente del corpo umano, perché sono molto appassionati di questi film horror, di questi film violenti, oppure anche di questi film porno. Ecco, il porno attira molto, perché è la curiosità, non è l'atto in sé o il nudo in sé, è la curiosità, quello che non mi fanno vedere a casa, che non posso chiedere, me lo vado a vedere di e nascosto. diventa veramente un'informazione deviata. Prego, Don Mauro. No, difatti, cioè, questo nel mondo adolescenziale, da che mondo è mondo, ha sempre attratto queste dinamiche. Appunto, il problema qual è? Che loro oggi prendono in mano una Ferrari e non hanno ancora imparato ad andare in bicicletta. Quindi i modelli al rovescio. Loro spesso seguono dei modelli in tutti questi argomenti che gli vengono presentati, ripeto, dei valori al rovescio della cosa. Quindi questi modelli che loro si creano possono diventare pericolosi. Ma ripeto, da un lato è normale che l'adolescente abbia queste curiosità. Certo. Il problema è che nel social mi corre come una Ferrari e rischia di farsi dopo troppo male. Ecco, le dipendenze, ecco, i modelli sbagliati che vengono a sposare. C'è da dire che se sono accompagnati a questo, guidati a questo, io vedo che crescono forti. Vi lascio una battuta, sarà interessante sentire anche il suo parere. A volte però sono preoccupato che malanni in questo senso me li potrebbero fare anche i settantenni però. Certo. Che chattano con la ragazzina di 20 anni e lì si creano. Quindi i nostri ragazzi, sia accompagnati, crescono forti su queste cose o addirittura sorridono perché si rendono conto a volte del modello esagerato o accattivante così. A volte però nel mondo del sessantenne e del settantenne non sono cresciuti con queste cose e lì io apro un grande punto di domanda. Cosa succede? Perché sento anch'io storie strane a volte, così, gente che sfugge all'estero e là così, e poi ritornano. No, non sono strane, sono frequenti purtroppo. Appunto. Ecco, E sono quindi la mia frequenti. domanda è come porsi allora anche nel mondo dell'adulto, appunto? Perché l'adolescente da che mondo è mondo si è sempre sperimentato gli sport estremi, le cose. Certo, oggi ha cose più grandi di lui in mano. Ecco, allora, Don Mauro, mi scusi se glielo dico, ma anche qua la Chiesa, con l'input che ha adesso anche da Papa Francesco, anche nelle prediche, non dovrebbe cambiare, attirare di più anche i ragazzi, i giovani, perché la predica ce l'hanno già dal lunedì al venerdì a scuola, Esatto. questa predica che li annoia. Esatto. Se poi vado in chiesa me ne trovo sì. un'altra e io in chiesa non ci vado. Ecco, perché anche la Chiesa fa fatica a cambiare? Eppure, devo dire la verità, i nuovi sacerdoti sono giovani, preparati. sono preparati, però anche loro, Don Mauro, Rischiano. purtroppo culturalmente sono cresciuti nei tabù. Non è così semplice parlare se vieni no, è anche vero. sei nato su un paesello, poi sì, hai studiato, però culturalmente c'è il tabù dentro di te. Gianfranco Valeri da Cessalto, ciao Gianfranco. Gianfranco, buongiorno. Buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Dottoressa e buongiorno Don Mauro. Intanto Mirella, noi siamo fortunati a Cessalto che abbiamo Don Mauro, Sì, è vero. che ha sempre una parola per tutti, per noi anziani, per i piccoli, dall'asilo, perché abbiamo anche l'asilo parrocchiale, è sempre presente, è dinamico e tutto. Poi Don Mauro è un pioniere dei social, perché noi, Don Mauro si ricorda ancora in tempi non sospetti, quando venivo a messa la mattina e si parlava, e io ho detto che si ricorda che concordavamo che forse tutti questa tecnologia faceva più danni, forse avrebbe fatto più danni della droga. Ecco, comunque noi, Mirella, siamo fortunati che abbiamo questo parroco che praticamente parla con tutti, dai bambini all'asilo, all'anziano, tutto. E poi è una soddisfazione quando fa la predica in chiesa, che tante volte va giù pesante e fa bene. No, Gianfranco, rimani in linea. Gianfranco, mi senti?
Sì, Allora facciamo un test questa mattina. Cosa ne pensi di questo argomento che stiamo trattando questa mattina? Ti interessa? Hai il piacere di conoscere? Lo trovi un po' scabroso? Cosa pensi? Guardi, un aspetto anche, guardi, adesso i ragazzi, come diceva la dottoressa, non vengono, noi una volta al Mango eravamo fortunati perché a 19 anni dovevamo andare alla visita militare e lì ci facevano una visita ginecologica proprio ben precisa su tutto, ha capito Mirella? E adesso forse non hanno neanche più questa. E poi io, sa, la mia sfortuna, ho avuto anche le mie patologie, ho avuto due tumori, uno al collo, uno alla prostata, poi ho i problemi al cuore, ma vado sempre avanti e mi confido tutto anche con Don Mauro, le mie problematiche che sa lui, e vado avanti così. Ecco, comunque buon lavoro Mirella. Buon lavoro. Grazie Gianfranco, mi fa molto piacere. Dottoressa Zebellin, come commenta questa telefonata di Gianfranco che si gratifica per avere questo parroco anche rock, un parroco che parla con i suoi paesani, loro si confidano perché è molto importante avere la confidenza. Non è il confessore, è Don Mauro, io vado da Don Mauro perché là è il punto di riferimento, quello che dovrebbero avere i ragazzi a scuola, l'insegnante della quale tutti fidi o l'insegnante e della quale la fai partecipare a quello che è il tuo personale problema in quel momento, e questo avviene poco perché anche i ragazzi sono chiusi, forse si parlano più tra di loro, si confidano più tra di loro perché si fidano più di loro. Prego dottoressa. Sì, si confidano più di loro e io mi sono presa proprio un appunto mentre parlava Don Mauro e lui a un certo punto ha detto i ragazzi se accompagnati, e io mi sono appuntata il modello di riferimento, il mentor, quello che noi chiamiamo il mentor. E una qualsiasi scuola di marketing ti insegna che devi avere dei mentor di riferimento, nella tua vita devi averli. Perché capisci molto dai giovani se fai questa domanda. Qual è il tuo mentore di riferimento? Qual è la persona alla quale tu ti accompagni, ma quella alla quale tu ti fai proprio il riferimento, l'ascolti, la segui, hai fiducia di questa persona? Dal mondo della musica al mondo della cultura, dello sport, cioè perché se i ragazzi hanno un modello di riferimento e il modello di riferimento è un modello sano, allora crescono in un determinato modo. Per me proprio il problema è scegliere e avere un modello di riferimento. Però, dottoressa, è anche molto delicata l'età perché loro sono delle spugne che assorbono in base a quello che loro vedono, sentono e il comportamento in famiglia, e mi sembra che ultimamente sia a livello politico che a livello familiare che a livello scolastico gli esempi non siano ottimali. C'è qualcuno che dovrebbe intervenire con delle regole ben precise, a mio avviso. Abbiamo Livio da Padova, vai Livio. Mirella, ciao, un saluto ai tuoi ospiti. Ciao Livio. Livio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dunque io dico una cosa ovvia, però è una cosa che salta agli occhi, perciò bisogna sempre ripeterla, perché a volte sono proprio le cose ovvie che sono quelle che vengono più trascurate. Secondo me la Chiesa manca di coraggio, ma non solo per l'argomento che discutiamo dei giovani, del sesso, eccetera, anche in tutti gli altri argomenti della vita civile. Visto che ci sono preti giovani, eccetera, devono avere più coraggio. Bisogna affrontare le cose nella realtà, non avere paura di perdere il prestigio, perché questo non è corretto, non è onesto, non è neanche serio. E chiunque avverte questo malessere che purtroppo è della Chiesa, insomma, ecco. Perciò devono cambiare atteggiamento e il più presto possibile.
devono non avere paura di perdere il loro prestigio, eccetera. Certe cose devono venire abbandonate perché il mondo cambia giorno per giorno. Questo si ripete, si dice tante volte, però la Chiesa, come molte altre istituzioni fatte dagli uomini, ha paura di perdere il proprio prestigio e così trascura quelli che sono i propri doveri. Ecco, un parere dei tuoi occhi. Livio, ascolta, ti interessa l'argomento che stiamo trattando visto da due parti completamente opposte? No, ma adesso io mi sono collegato in ritardo. In sintesi, cos'era questo? Il pavimento pelvico del corpo umano, lo conosci? Non conosco. Ce l'hai anche tu, Livio? È quello che stai vedendo, guarda qua, che la dottoressa ha portato. Questo è il tuo pavimento pelvico, diciamo, questo ecco, per far capire l'importanza di conoscere il corpo umano. Grazie Livio. Allora, come avete sentito anche da Livio, una chiesa più moderna, una chiesa che ha più coraggio, specialmente da parte di giovani sacerdoti. Prego. Ma io vedo, c'è da dire che io dico gli ultimi successori di Pietro, papi, il coraggio c'è, cioè è inutile. Semmai io dico abbiamo bisogno di fedeli che siano coerenti, cioè di fronte al coraggio dei papi, ecco la preghiera, ecco le iniziative da portare avanti, perché altrimenti dobbiamo tutti metterci la faccia, anche la vecchietta che viene a messa al mattino o anche il giovane, perché è facile dire agli altri cosa devono fare, ma dopo tu, qua ogni battezzato può avere coraggio, Difatti io nelle omelie solitamente sono uno che scuoto ma spiego la parola di Dio, quindi da un lato conservo la tradizione della Chiesa e dall'altro lato cerco di attualizzarla nel vissuto delle persone, quindi dobbiamo portare il vissuto a Dio. Però se continuiamo a togliere Dio, il suo Signore parlava di prestigio di che? Abbiamo tolto tutta la fede. Ci saranno figli che uccidono ancora di più i genitori e i nonni perché abbiamo ucciso la coscienza. Quindi la Chiesa ha già finito il suo prestigio, perché non c'è più coscienza, non c'è più senso di Dio, non rispettiamo più i comandamenti. Quindi meno religione e più prigione, mi hanno insegnato i preti anziani, meno religione e più prigione. Quindi attenzione che siamo in una fase dove altre religioni trovano il campo libero. Quindi io non sono preoccupato della diversità di religione, sono preoccupato che noi cristiani lasciamo il campo vuoto e siamo vuoti. Ecco l'uccisione dell'anima che viene estromessa. Quindi... Sì, è vero però, Don Mauro, è vero quello che lei dice, ma proprio per questo va data un'accelerazione. L'omelia esatto. non deve essere la predica, un conto è l'omelia, un conto è la predica. Non fare moralismi. Non fare moralismi, cioè coinvolgere. Esatto. Tanto è vero che ci sono anche vari tipi di frequentazione di chiese e varie chiese, ecco, dove c'è molta musica, ad esempio vedi i giovani, perché la musica attrae. Ecco, invece io vedo che col tempo, specialmente qui in Italia, dove una volta c'erano gli scout che suona molto poco, grandi omelie ma grandi prediche, a un certo momento va alle ore e dice basta, sto prete non vi affinisce più. Cioè dovete anche capire in base a chi avete di fronte, cosa volete da queste persone che sono entrate. No, fermo Don Mauro, se no mi casca in linea con Sandra da Padova. Vai Sandra! Ciao Mirella e buongiorno agli ospiti. Io ho 10 minuti che mi sono sintonizzata. No, volevo dire, io sono nata, come ho già detto tante volte, in centro a Padova, la cattedrale era la mia chiesa, il Duomo. Dunque sono stata comunione, cresima, catechismo, suore, le Dorotee. Mio fratello è ancora amico del prete del Duomo, che sono cresciuti tutti con lui, addirittura si rivedono, vanno a mangiare la pizza, adesso lui in pensione, in casa di riposo e fa il parroco lì, è chiaro con gli anni è anziano. Però devo dire una cosa Mirella, io ho toccato con mano, sono stata 10 anni a 2 chilometri dal centro, avevo cambiato casa. E la prima cosa che ho fatto, avevo mio figlio che aveva 7 anni, sono andata alla parrocchia di riferimento, perché avevano fatto bello la parrocchia di San Carlo, la libreria, e volevo mettermi in contatto con un sacerdote
per avere dei riferimenti, insomma, inerenti anche alla comunione, a tutte queste cose qui. E ho detto, io posso portare mio figlio il pomeriggio, ci sono altri bambini. Ah, ma guardi signora, qui è tutto aperto, noi non ci prendiamo la responsabilità. È chiaro che io non è che mollavo mio figlio lì Veloce Sandra, perché via. devo andare in pubblicità che ho forato tantissimo, No, prego. però io dico una cosa, scusatemi, non vengono neanche più a benedire le case, che io ci tenevo, perché fino a che abitavo in centro c'era il parroco che veniva a benedire la casa a Pasqua. Veniva ogni tanto, metteva la busta, se quello che avevi gli davi, ed era anche un contatto continuo. Adesso io vado in chiesa, non sempre, devo dire la verità, però io entro in chiesa ai servi, quando vedo anche la mia parrocchia qui il Carmine, che c'è la festa il 16 della Madonna del Carmine, sono andata con mio marito il pomeriggio alla festa, si è cenato, però dopo è tutto ridotto lì, cioè non c'è un seguito, capito? Grazie, grazie Sandra, c'è molto chiara, purtroppo devo assolutamente mandare la pubblicità. Grazie Sandra. Allora, sentiamo come commenta la dottoressa Barbara Zebellin quello che abbiamo detto fino adesso, la Chiesa, ma soprattutto anche le telefonate sia di Sandra che di Livio. Prego, dottoressa. Ma io ho fatto delle riflessioni riguardo alle telefonate che ci sono state e devo dire questo, che io ho insegnato per circa 20 anni nel mondo della scuola e nel 2000 ho fatto la scelta di non insegnare più, di aprire una mia struttura. Però se adesso dovessi ritornare nel mondo della scuola, non posso pensare di approcciarmi ai ragazzi con le stesse modalità con le quali mi approcciavo 20 anni fa, perché comunque devo scegliere una modalità diversa. Devo fare questo tipo di riflessione. Scusate. No, è vero questo che lei sta dicendo, devo approcciarmi in maniera diversa, ma è la tecnologia che fa sì che tu devi spiegare in maniera diversa, perché loro fanno fatica a mettere in moto, non tutti, quelli diciamo che vivono, come abbiamo detto prima, con la mente ristretta, non è colpa loro, e perciò loro hanno questo mezzo che può essere lo smartphone che gli permette di non pensare ma di scrivere. Tanto è vero che io ho fatto delle prove 12x3 a mente non lo sanno fare, perché ormai sono abituati a smanettare con questi aggeggi. Però se li stimoli e si aprono, vedi che non è cambiato più di tanto, sono i riferimenti che sono cambiati. La anche... famiglia una volta c'era, sarà stata anche povera, ma aveva dei valori, il rispetto, il valore, l'etica. Quella che sta scomparendo è la politica, abbiamo visto ieri nell'esempio, l'abbiamo visto che esempi stanno dando. Ma come fanno questi ragazzi poi a comportare? Pensate che... Ve lo racconto questa perché è molto delicata la storia. Ieri mi è arrivato un signore con 4 ragazzini al banco solidale, uno suo, 3 avuti dalla compagna che non c'è più. E questi bambini nel 2023 sono abbandonati da tutti. Cioè sanno che hanno perso la mamma, sanno che sono in un momento delicato e stiamo parlando di 2, 6, 10 e 13 anni e nessuno li segue. E questo uomo mi ha chiamato e mi ha detto: Mirella, mi aiuti, la prego, non so a chi rivolgere, sanno tutti che c'è questa situazione ma non si fa vedere nessuno o poco. La borsa della spesa non mi basta più quella che mi danno perché siamo in 6. C'è anche la suocera, poveretta. Cosa faccio io da solo? E poi culturalmente un padre non preparato a questa situazione. Vuoto assoluto. Vuoto assoluto. Ma siamo nel 2023, ma di cosa parliamo? Psicologi, servizi sociali, psichiatri, di tutto, psicoterapeuti. E dopo questo uomo mi arriva al banco solidale perché ha avuto il coraggio di chiamare e di dire: guardate che ci sarei anch'io, ho bisogno di aiuto. Ma vi rendete conto?
E adesso sto cercando di mettere le pezze, quello che non stanno facendo i servizi sociali, quello che non ha fatto la scuola, perché la scuola doveva segnalare. Sono ragazzini che vanno a scuola, questi. Dottoressa, lei insegnava, ma... Io insegnavo, ma io faccio anche questo pensiero. Una volta, io mi ricordo, andavo a scuola fino a mezzogiorno, un quarto, poi comunque avevo come punto di riferimento la mamma, avevo come punto di riferimento il papà, stavo con loro, I vicini. si parlava, i vicini di casa, si giocava assieme. Adesso i ragazzi stanno molto più tempo a scuola, cioè soprattutto le famiglie che scelgono il tempo prolungato e che vanno a prendere i ragazzini alle 4, alle 16, alle 16:30 del pomeriggio e sono lì dalle 8 del mattino. È inutile, facciamo i conti di quanto tempo poi la famiglia sta assieme a questi ragazzi. È vero che conta molto di più la qualità del tempo rispetto alla qualità, ok? È vero. Però comunque la famiglia è meno presente, sicuramente. Ma se non c'è, in questo caso la famiglia non c'è solo questo uomo, che non è neanche il genitore di tutti i ragazzi, perciò già questo è un problema. Questo è un problema. C'è una nonna che non sta bene, c'è questa mamma che non c'è più, perciò pensate che trauma per questi bambini, perché la mamma è un punto di riferimento, l'abbandono, non trovare più questo punto di riferimento in balia del mondo. Poi chiedono, ma questo ragazzo a 15 anni, 16 anni, magari spaccia. Ma scusate, ma questi ragazzi... Diamoci delle alternative. Diamoci delle alternative, se non gliele diamo cosa devono fare? Qual è l'esempio che vanno a scuola? Scarpe firmate da 200 euro? È tutto firmato perché sennò non sei accettato dal gruppo. E questi ragazzi che non ce la fanno, guardate che è un trauma, perché loro sentono che non sono uguali agli altri. Lo provavamo anche noi, la scarpa diversa, il vestito diverso, la comunione, non c'era ancora la tunica, c'era l'abito, chi aveva l'abito più bello, specialmente nel paese. E tu ti sentivi veramente, se non avevi l'abitino bello, che non eri uguale agli altri, che non eri fortunata. Perciò già partivi con l'idea di essere nata su una famiglia sfortunata, che non poteva dare quello che tu avresti voluto in casi anche importanti, o sbaglio, dottoressa? Ma queste sono le immagini che continuano, non è che sia cambiato tanto, Quello che mi fa anche riflettere è il discorso della lettura. Sarà che io non sono assolutamente una scrittrice, però ho sempre amato molto leggere e ritengo che la lettura abbia una risorsa incredibile proprio sulla crescita di un ragazzo. Però più volte anche a scuola mi sono scontrata con degli insegnanti dei miei figli perché davano dei libri specifici da leggere e io sono perfettamente d'accordo, però tutti i convegni che sono stata sulla lettura, poi i lettori dicevano guardate che l'importante è che i ragazzi leggano, quindi la chiave di volta, il cambiamento che ci deve essere è io ti do dei libri da leggere perché ritengo per questo motivo che sia corretto che tu li legga, ma quest'estate ti do anche la possibilità di scegliere un libro che desideri tu, non mi interessa che libro sia, ma lo scegli tu, allora così conquisti la fiducia del ragazzo che dice beh non mi obbliga solo a leggere i libri che vuole lui, che vuole lei, mi dà anche la possibilità di scegliere, allora andranno in una libreria, sceglieranno il loro libro, non si sentiranno obbligati a leggerlo perché qualcuno gliel'ha detto e poi quando ritorneranno dalle vacanze l'insegnante dirà avete letto il libro che io vi ho consigliato? Sì, benissimo. Parti dall'altro, ma adesso raccontami il libro che hai scelto tu, dimmi perché l'hai scelto. Mi scusi dottoressa, volevo farle una domanda e poi sentire anche il Mauro Gazzelli prima di salutarci. Una volta c'erano i libri delle fiabe e tu da piccolo ti intrigavi nella lettura perché la mamma o la nonna iniziava a leggere con te il libro. E se questo libro e questa storia ti appassionava, tu prendevi questo libro e lo rileggevi perché ti piaceva. Allora io penso che anche nella scuola, ma anche nella chiesa, ma anche in famiglia, dovremmo iniziare a rileggere i libri con i nostri figli. Cercare di capire chi sono i nostri figli, qual è il libro che vorremmo leggerlo assieme e glielo chiediamo. Perché invece di guardare o di fare qualcos'altro, anche adesso ci sono le vacanze, non ci leggiamo un bel libro insieme e lo commentiamo? È come il quadro, quando tu vai in questi meravigliosi musei, che sia un quadro, una scultura, come diceva questo grande amico che ho, che è anche direttore del Museo Corè, tu ti devi fermare davanti al quadro, alla scultura, perché lei ti fa delle domande.
Oppure sei tu che devi fare delle domande e lei ti risponde, non devi passare via, proprio ti trovo allo shop che prendi le cartoline e stai là un'ora e davanti al quadro o alla scultura sei passato in 3 secondi e non hai capito niente. Devi fermarti, devi guardare, osservare e fai anche tu delle domande. Perché vedo quello? Cosa mi dici? Vedrai che la risposta ce l'avrai, ma non si fa. Perché nessuno te lo dice, non si fa, non siamo preparati. Infatti, andate a vedere nei musei, andate a vedere, ecco, anche in certe chiese. Non ho capito niente. Cioè, che bello cosa? Cos'è bello? Cos'è bello? Perché vedi tanti colori, tante lucette, sai cos'è quella Madonna? Sai cos'è quel Cristo? Cosa rappresenta? No, Don Mauro, ma neanche la Chiesa spiega questo. Lei io ho appena fatto... Allora, io a Cessato abbiamo realizzato un parco letterario con 70 quintali di rocce d'Asiago e ogni roccia d'Asiago, da 4-5 quintali l'una, abbiamo messo delle scritte. È un parco letterario dove ho visto che certi anche ragazzi adulti non conoscevano certi pensatori. L'abbiamo fatto proprio per stimolare, andare ad approfondire e quindi divorare un libro dall'inizio alla fine. Abbiamo appena fatto una gita culturale con un centinaio di persone della parrocchia, sono andati alla Musea Scuola Grande San Marco, poi abbiamo usato la chiesa dei Domenicani a Venezia e poi abbiamo fatto la visita con le attività per i ragazzi al Museo di Scienze Naturali in Venezia. Quindi io ogni anno tendo di fare una gita dove devo chiudere le iscrizioni perché arrivano troppi iscritti. Quindi per educare il popolo ma a Don entrare Mauro, ma anche io non in devo questo. essere fortunata a vivere a Cessato perché ho Don Mauro. Esatto. Io devo vivere la scuola, l'informazione, la storia, la scienza, la cultura. Non devo essere fortunata di avere quel prete o quel medico. No, ma ad esempio io mi domando, Il Piccolo Principe, cioè tutti i nonni dovrebbero leggere assieme col proprio nipote Il Piccolo Principe, a tutte le età, e poi sono quei libri che lo leggi, stesso libro, lo leggi più volte nella stagione della tua vita, ti insegna qualcosa di diverso ogni volta. Ma manca oggi questo divorare il libro dall'inizio alla fine e sottolinearlo, perché qua nelle scuole diamo oggi il metodo, cioè leggi, sottolinei, evidenzi, ti annoti una domandina in parte. Quindi questo divorare e entrare dentro alla bellezza, in modo che arrivano oggi alle librerie e non si girano dall'altra parte, perché se li stufiamo, però come diceva lei, che scelgono anche quello che gli piace. Devono scegliere. Dottoressa, ormai il tempo è finito. Dottoressa Barbara Zebellin, laureata in scienze motorie, che ha portato questo libro che rileggo, Lo scrigno segreto, tutto quello che devi sapere sul tuo pavimento pelvico. Eccolo qua, molto facile da leggere, anche illustrato. Mamma e figlia assieme, ma anche figli, ma anche nonna, ma anche ragazzi. Leggiamolo assieme, leggiamolo assieme. Come ci saluta, dottoressa? Vi saluto intanto ringraziandovi, dicendovi che è stata un'esperienza bellissima, piacevole, pronta a ritornare se avete voglia di approfondire ancora di più questa tematica, e alla prossima volta. Grazie alla dottoressa Barbara Zebellin, grazie. Pubblicità. E siamo con Fabio Vettori, presidente Alto Trevigiano Servizi. Dovremmo avere collegato anche da Padova il dottor Luca Nobili, astronomo. Vediamo se c'è. Non lo vedo. Eccolo qua. Buongiorno. Buongiorno, dottor Nobili. Grazie di essere qui per siccità, astronomia, agricoltura. Parleremo di tutto, cambiamento climatico, la luna, le stelle, il sole, la pioggia, la grandine. Potremo stare qua fino a domani. Però quello che interessa è capire come è messa in questo momento questa grande siccità che abbiamo avuto per mesi e adesso sembra che le cose stiano un po' cambiando, ma non del tutto. Cosa ci dice Presidente Vettori? Innanzitutto buongiorno a tutti. La situazione è leggermente migliorata, nel senso, rispetto agli ultimi mesi dell'anno scorso e ai primi mesi di quest'anno, dove la pioggia è stata molto limitata. Il mese di giugno è rientrato un po' nella media, perché mi risulta comunque che i millimetri di pioggia caduti siano di poco superiori alla media degli anni scorsi. Tuttavia questo ci mette un po' in sicurezza per passare l'estate quest'anno senza particolari problemi. Ed è un bel messaggio questo qua.
messaggio finalmente positivo. Sicuramente sì, anche perché i millimetri di pioggia caduti poi rispetto alla pianura verso la pedemontana sono caduti di più, nella zona lì di Fener sono arrivati a 240 mm, mi pare di ricordare, lì noi abbiamo le nostre sorgenti e quindi insomma le nostre sorgenti si sono rialimentate, quindi diciamo che l'estate è tranquilla. Allora, non si deve parlare, mi diceva un esperto, di bombe d'acqua, ma di nubifragi. Il termine giusto è nubifragio. Però, nonostante questo, noi vediamo anche questa mattina, almeno qui da noi, una pioggia incredibile, un nubifragio, nel vero senso della parola. Tuoni, lampi, sembrava, qua lo dico al dottor Luca Nobili, che il cielo scoppiasse stamattina di quelle bombe incredibili di tuoni. Ecco, dal suo osservatorio, cosa sta vedendo, dottor Nobili? Allora, io in questo momento sono nel mio ufficio personale, che è in una mansarda, e forse in sottofondo ogni tanto, se sentirete rumore, è proprio la pioggia che sta cadendo sopra il tetto. Perciò a Padova piove? Sì, a Padova sta piovendo, almeno a Padova Sud sta piovendo anche bene. E avrei detto appunto un nubifragio anch'io, perché pur non essendo un climatologo, il termine bomba d'acqua è un termine che io non sopporto, è sbagliato. Questo, chi lavora nel settore lo sa, io appunto pur non da climatologo, però marginalmente sfioro anche quel settore, quindi anch'io bomba d'acqua non lo uso come termine. Allora andiamo a vedere anche il video che ci ha portato Luca Nobili, Saturno, andiamo a vedere. Un video che è preso dal planetario. Tanto dottor Nobili, grazie per questo video meraviglioso, veramente, che ci fa riflettere. Parlavo con i miei ospiti, è rimasto con noi anche Don Mauro Gazzelli, la bellezza dell'infinito, di quello che non riesci mai a vedere, se non grazie a questa grande tecnologia che abbiamo avuto, alla ricerca, alla scienza. Però Saturno, ecco, questo pianeta meraviglioso. Ecco, e perché questo video? Prego, dottor Nobili. Sì, perché dà un'idea di quello che si può ammirare venendo in planetario. Per chi non sa cos'è un planetario, è una cupola. Quello di Padova ha una cupola di 9 metri di diametro sulla quale si proietta.
planetari di un tempo, quelli vecchi analogici, permettevano solo di proiettare dei puntini che simulavano la volta celeste, le stelle. Adesso questi nuovi, Padova compreso, sono digitali, computerizzati, si può proiettare di tutto, anche video. Infatti quello che avete visto adesso era una sequenza di un video a piena cupola che fa vedere, spiega, mostra come si sono formati gli anelli di Saturno, che sono sostanzialmente tanti frammenti di roccia, forse frammenti di antiche lune che, come si è visto nella sequenza, si sono scontrate tra loro milioni di anni fa e poi questi frammenti hanno circondato il pianeta disegnando e delineando gli anelli. Ecco, questo era un esempio, il video visto, delle potenzialità, delle capacità che ci sono nei nuovi planetari digitali, appunto a partire dal nostro, quello di Padova. Dottor Nobili, ma i ragazzi sono intrigati dall'astronomia, ecco, cosa ci racconta lei? Altro che noi abbiamo, allora, negli spettacoli del fine settimana, soprattutto un pubblico di famiglie, spesso sono ovviamente i bambini che trascinano i genitori e la cosa divertente è che in uscita i genitori sono estasiati, più forse dei bambini che già sapevano cosa li aspettava, invece per il genitore è stata una sorpresa, perché molti dicono ma credevo fosse tipo un parco giochi, invece accidenti, ho imparato tante cose e quindi la cosa più bella è sentirsi dire adesso ho capito. Cioè, c'erano argomenti che avevo sentito in televisione di astronomia che sì, dicevo boh, ma ora ho capito. Dottor Nobili, mi scusi, facciamo una parentesi, non è che sono i ragazzi che hanno accompagnato i genitori a vedere questo planetario, perché mi viene da quello che lei ha spiegato, forse sono proprio loro che hanno deciso di portare i genitori, fortunatamente li hanno ascoltati e non li hanno portati in qualche centro diciamo commerciale, ma a vedere un qualcosa di interessante, perché lei ha detto una cosa importante, loro sapevano già qualcosa, mentre i genitori erano proprio all'oscuro. È la famiglia a cui si muove. Puoi vedere che adesso è il ragazzo che intriga il genitore ed è una cosa molto bella che ha detto. Prego, dottor Nobili. Esattamente così, perché soprattutto nella fascia di età che va dai 5 anni sino all'adolescenza, poi in adolescenza sappiamo tutti che vengono fuori altre problematiche, altri pensieri, i ragazzi sono come spugne, lo siamo stati anche noi da piccoli e sono molto interessati e incuriositi. Chi vuole venire in planetario sa benissimo che verrà a vedere delle stelle, probabilmente il bambino si è anche informato su cos'è un planetario. Oggi spesso già a 7-8 anni hanno il telefonino in mano, quindi figuriamoci, e quindi sono preparati, sanno che si scelgono anche lo spettacolo, attenzione spesso. Molti vengono a vedere, tra i nostri spettacoli abbiamo i buchi neri, la spiegazione sui buchi neri, vengono a vedere i buchi neri, quindi sanno già cosa sono i buchi neri. Quello che a me ormai non sorprende più è che sono preparatissimi, fanno poi in uscita delle domande che addirittura sono a livello non dico di scuola superiore, ma a livello concettuale sì, ci siamo. E a differenza invece magari del genitore che è spaesato di fronte alle domande che fa il figlio e poi mi viene a dire ma lui è un grande appassionato e poi dopo ci ringraziano perché non solo sono divertiti loro, ma perché hanno visto poi che nel figlio c'è stato un ulteriore stimolo ad approfondire gli argomenti. Questa è la nostra maggior soddisfazione. Allora, don Gazelli, la domanda che le pongo dopo aver sentito il dottor Nobili che ha spiegato quanto bravi sono questi ragazzi, ma qualcosa li intriga, la scienza li intriga, ecco, il planetario li intriga, vogliono capire, conoscere, portano anche i loro genitori. Allora forse dobbiamo veramente capire che forse anche la scuola deve fare qualcosina in più, la Chiesa anche, perché lei porta i ragazzi dappertutto per far conoscere, perché abbiano coscienza di quello che li circonda. Prego, don Gazelli. Io prima ho portato i ragazzi al Museo di Scienze Naturali in Venezia. Devo dire che non pensavo che fosse una cosa così ampia e approfondita, e per i ragazzi hanno fatto dei laboratori, quindi per noi adulti ha durato 1 ora, per loro 2 ore. Ecco, lì ho visto sul campo come il ragazzo, è vero, avvicina anche il genitore, però ecco qua il paradosso, la scuola a volte non è facile dargli il senso del bello, cioè appassionarli. Faccio un esempio, quando io lavoro anche i funerali, c'è un'orazione che noi andiamo a scegliere a disposizione quando dobbiamo benedire l'oculo, la salma, e c'è un'orazione che dice tu, rivolta a Dio, tu che hai determinato la posizione degli astri. Il ragazzino, il giovane, è la domanda di Galileo Galilei.
Big Bang, cosa c'entra fede e ragione? La Bibbia è un testo scientifico o no? No, dico, la scienza mi dice il come dell'evoluzione. La Bibbia mi dice il perché è entrato il peccato, perché Dio manda Gesù, no? Ecco, la scienza invece mi dà il come. Ecco, questo come dell'evoluzione oggi ci deve affascinare ancora di più. Come diceva qui il professore, abbiamo degli strumenti che merita. Ecco. Qui per me c'è un appello alla bellezza e all'infinito, alla grandezza di Dio. Però ripeto, questa bellezza oggi è difficile interessarli, però sono interessati. Sono interessati perché abbiamo sempre Eva che mangia la mela col serpente e col demonio, è questo il grande problema, cioè non riusciamo a togliere Eva e a togliere il demonio, anzi diventano sempre più Eve che mangiano le mele e che i demoni aumentano sempre di più. Bisogna pure intrigare in qualcos'altro questi ragazzi, perché veramente io sono preoccupata, perché quello che dicevo prima e mi preoccupa è che il poco sta diventando tanto il numero, il piccolo numero, per qualcuno è un grande numero, l'anziano che ha paura di uscire da casa perché vede il diverso, perché il colore della pelle è diversa, magari anche una brava persona, oppure il ragazzino non si fida perché solo dando un'occhiata quel ragazzino è un delinquente, lo vedo così perché magari ha i tatuaggi, ma magari è un bravo ragazzo, non c'entra niente, però il messaggio che passa è la paura, devo aver paura, ho il nemico dietro l'angolo, sì è vero che c'è il nemico dietro l'angolo, però può essere che dietro il nemico ci sia anche una persona per bene, perché se andiamo avanti di questo passo nessuno esce più di casa, ci barrichiamo in casa con allarmi di tutto e di più, perché è il messaggio che arriva e non dobbiamo invece capire, come si parla, dobbiamo aprirci un po' di più, Don Mauro. Questa apertura oggi ci vuole, si diceva anche prima, veramente un coraggio grande, perché questa apertura, ripeto, poi siamo ricompensati, ma all'inizio bisogna essere un po' pazzi, perché all'inizio quando vai controcorrente rischiamo di essere fraintesi, di pagare di persona, cioè non bisogna avere paura di osare, direi, osare quel di più. All'inizio paghi, poi ne sei ricompensato, con interesse, con un stile diverso, però spezzo una provocazione, bisogna investire di più nell'unità tra l'infanzia e la scuola elementare, cioè soprattutto dagli 8 ai 9 anni dobbiamo essere più allineati negli obiettivi, perché se tu perdi l'opportunità degli 8, 9, 10 anni, poi non fai più niente. Abbiamo Lino da Boara Pisani, ciao Lino. No, Boara Polesine. Ah, Boara Polesine, scusa, ho capito male, vai Lino. No, Rino. Rovigotto. Ascolta, che Gacciapallinea finalmente, vai lì, Rino. Comunque qua tanta piola. Comunque ti dico che, come che diceva il parroco che è Don vicino, Mauro. e Don Mauro, il giorno d'oggi i ragazzi a messa non gli va più, sui musei non gli va più perché non gli interessa niente, non gli interessa più discoteche, andare qua, andare là, non è giusto, perché i genitori dovrebbero portarli a vedere come Sant'Antonio, Padova, come che è diverse chiese, anche davanti alla rotonda del Rovigo che è da visitare, molto bella, che ha tanti belle robe da vedere. I ragazzi al giorno d'oggi col cellulare è a posto, non gli interessa niente. E anche perché Don Mauro, non so se abbia visto il messaggio che per mandare, che avevo fatto l'articolo sul giornale, che mi avevano incolpato che andavo in cimitero a fare antivandalici. Cioè, dico, è una cosa vergognosa, perché la gente, specialmente Boara è gente stupida, perché se ti vedono una volta o due andare in cimitero sei già un delinquente. Irella, ti saluto, è stato bello il video, perché è stato bello un video che avete fatto, ti saluto, buona giornata. Ciao, Grazie Rino. Allora io vorrei anche chiedere a Fabio Vettori, presidente Alto Trevigiano Servizio, se io avessi 50 ragazzi qua davanti, 50 studenti, e chiedesse loro: sapete cos'è Alto Trevigiano Servizi? Secondo lei risponderebbero che lo conoscono o che queste sigle non le sanno? Ma io, secondo il mio punto di vista, sanno che cosa significa questa sigla, anche perché noi ci siamo impegnati anche attraverso, diciamo così, alcune giornate nelle scuole di presentare la nostra società.
E poi questi strumenti aiutano sicuramente i ragazzi, nel senso che se sentono la parola ATS subito digitano in Google e riescono a capire che cos'è questa nostra società che, ripeto per i telespettatori, è una società importante che gestisce il servizio idrico e di fognatura con 5.000 chilometri di rete acquedottistica, quindi non sono pochi, 52 comuni serviti e 1600 km di fognatura. Quindi è una società che si occupa di un servizio fondamentale che è quello del servizio. È una società partecipata di 52 comuni, esattamente. Sì. 52 comuni, pensate, ecco, abbiamo una rappresentanza importante, ma l'importanza vettori di fare rete anche tra i comuni, si parlava anche ieri di questo, fusione, unione, fare rete, perché più rete fai, più servizi riesci a dare ai tuoi cittadini. Ma abbiamo Maurizio D'Arre prima, ciao Maurizio. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti presenti. Allora io vorrei fare una domanda a Don Mauro, se non ho capito male il nome. E niente, io mi ricordo che tanti anni fa, quando ero ragazzino, a scuola si studiava anche la religione, era una materia molto 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 importante, mi ricordo, e si ascoltava, però adesso non so il motivo perché l'hanno tolta, per urtare quelle persone che hanno una religione diversa, e questa secondo me non è un'aggregazione, perché aggregazione vuol dire anche capire la religione che il paese ti ospita appartieni, ok? Cioè, non so se mi sono spiegato bene. Poi anche quando si andava al GREST, frequentavo il GREST perché io ho frequentato tantissimo, ok? Organizzavano spesso le gite per andare a vedere, che ne so, Re di Puglia, il sacrario del Monte Grappa e anche le altre chiese, cioè voglio dire, si andava in giro, si andava a vedere. Io adesso mi sto rendendo conto che i tempi sono cambiati, che non capisco perché sono sparite queste tradizioni, queste cose. Cioè, la Chiesa dovrebbe essere molto più vicina ai ragazzi e tutto quanto, e fare capire da quale religione apparteniamo. Ecco, io con questo vi saluto e vi ringrazio, aspetto la risposta da Don Mauro. Grazie Maurizio, prego Don Mauro. Allora, innanzitutto non è che è stata tolta, allora, si chiama religione cattolica, dove l'obiettivo non è fare catechismo, ma è fare la storia delle religioni. Quindi religione cattolica, però questo dialogo tra religioni, quindi religioni a scuola. 1. 2, non è tolta, è facoltativa, quindi uno non è obbligato. Quindi questa opportunità c'è in tutte le scuole. Anche qui dipende molto dalla sensibilità della famiglia, se accompagna il ragazzo, perché a volte il ragazzo per pigrizia può anche dire non mi interessa. E poi non è facile, ma si cerca di avere insegnanti di religione formati a questo dialogo tra religioni. Ecco, poi l'altro aspetto dipende dalle energie della parrocchia, perché io vedo che ancora quel po' di cultura, se non ci sono le parrocchie che tengono duro sull'arte, sul rispetto del creato, sulla scienza, non è facile. Le scuole avrebbero più forza nell'organizzare un'uscita, una gita per eventualmente visitare queste cose. Anche perché le chiese sono musei, abbiamo delle chiese tra l'altro con dei pezzi, pensiamo anche a qualche organo. Però a me ha impressionato le mie 3 parrocchie, che sono tra la provincia di Treviso e Venezia, perché c'è Salto, poi 4 chilometri sei già fuori, sei a Venezia. Io ho gente di tutte le età mai stati a Venezia. Ecco, è per quello che io sto organizzando ogni anno la gita a Venezia, è quella più ambita. No, io dico sempre che quando scendono da Piazzale Roma, se devono andare in Piazza San Marco a piedi si perdono da prendere il vaporetto, perché sennò si perdono. Questi siamo anche noi. Nadia da Treviso, vai Nadia. Sono i tuoi ospiti. Dato che hai Don Mauro, puoi fargli vedere la foto che ti ho mandato? Non so se riesco a trovarla. Adesso chiediamo alla regia se riusciamo a vedere la foto della barca di Saggio. Volevo un suo no, mi dicono dalla regia che è impossibile, Nadia, ma gliela mando io, poi ti faccio sapere. Grazie. Vai tranquilla che ti faccio sapere, Nadia, poi gliela faccio vedere io. All'astrologo dico che ho il mio nipote Andrea, che è tanto amante dell'astrologia.
Grazie, a 13 anni. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie Nadia. Allora io chiederei proprio al dottor Luca Nobile, ecco, questi ragazzini, sentite che bello, mio nipote è intrigato dall'astrologia, si appassiona, forse dobbiamo premere anche un po' più l'acceleratore qua, anche nella scuola. Cosa dice, dottor Nobili? Astrologia vuol dire che vuole fare oroscopi e altro, forse astronomia. Giusto. Spero che, no, sicuramente a quell'età non credo che sia appassionato di astrologia, forse astronomia, come tanti. Allora, apriamo, adesso ho fatto un po' la battuta, dai. No, vabbè, ma ci sta, dai, dottor Nobili, ci sta. Anche perché da qua si capisce che non si conosce bene, vede che Esatto, l'importanza ecco, della comunicazione, la comunicazione corretta, ha fatto bene a dirlo, non è l'astronomia, non è l'astrologia, sono due cose completamente diverse. Io gli oroscopi ad esempio non ci credo proprio, mi scusa dottor Nobile, io ho tantissime amiche, io varassa, perda, pensa a quello che te vuoi, però le dico questo della Nadia, la Nadia la notte di San Piero ha messo il famoso uovo nella bottiglia. Il giorno dopo mi ha mandato una foto che è uscita questa barca con questa vela e sulla vela c'era, a noi vedevamo Padre Pio. C'era la foto di Padre Pio. Siccome c'è questo nipotino molto scaltro, non è che sia successo qualcosa, perché tutti quanti, avevo anche altri ospiti, dicevano eppure, poi gliela farò vedere, Don Mauro, e in effetti anch'io la prima cosa che ho detto, sì, è la foto di Padre Pio. Dottor Nobili, cosa diciamo alla Nadia, che il nipote ha detto, nonna, vieni a vedere cosa c'è, prego. Beh, speriamo che sia un buon segno anche proprio per la carriera di suo nipote, che già a quell'età, ma non è l'unico, è appassionato di stelle e di universo. E tra l'altro, prima si diceva che bisognerebbe incentivare nelle scuole, gli insegnanti hanno più di un problema da questo punto di vista. Allora, fino alla terza media si fa astronomia, si fanno i pianeti, il sistema solare. Il problema arriva alle superiori, sia perché ovviamente con le superiori si frammentano un po' le scelte, no? Cioè, ci sono i licei, gli istituti tecnici e così via, sia perché ogni volta cambiano la programmazione astronomica, chi va su al governo o chi per loro, ogni anno astronomia c'è, non c'è, si fa, non si fa, insomma alla fine dipende dall'insegnante. Questo è un peccato, chiaro che non è che si può insegnare tutto alle superiori, c'è un limite. Però è un peccato perché si tende a vedere l'aspetto scientifico come qualcosa di molto freddo, e forse sono d'accordo con chi dice che bisognerebbe, prima nell'ora precedente si diceva che bisognerebbe un po' cambiare anche il metodo di insegnamento, soprattutto nelle materie di fisica e matematica, che sono delle materie splendide, ma non insegnate nel modo corretto diventano molto ostiche, ma non per colpa dell'insegnante. Direi anche noiose magari per qualcuno, dottor Nobili. Perché di partenza sono così, ma possono essere rese molto più appetibili. Certo, poi nessuno, non è detto che tutti siamo portati per la fisica e la matematica, ci mancherebbe, perché dovrebbe essere così del resto, ma applicazioni pratiche anche al mondo d'oggi già la renderebbero più digeribili. Io ricordo che quando ho fatto l'università, analisi matematica 1, analisi matematica 2, tutta matematica, gli insegnanti, i professori andavano a raffica, formule, teoremi, dimostrazione, senza mai un'applicazione. Io solamente dopo la laurea, quando ho cominciato a lavorare, mi sono reso conto di che cosa mi serviva imparare quei teoremi, imparare quelle formule, solo dopo però. L'avessero detto prima forse avrei preso anche qualche punticino in più all'esame. C'è il presidente Vettori che conferma quello che sta dicendo lei, dottor Nobile. Presidente? Sì, no, ho fatto ingegneria anch'io negli anni fine anni 70, primi anni 80, ricordo benissimo che analisi 1 e analisi 2, fisica 1, fisica 2 erano materie molto difficili e molto teoriche. Poi facendo l'ingegnere ho trovato l'applicazione di quelle formule, quindi confermo quello che dice il professore, assolutamente. Senta Presidente, visto che abbiamo le formule su questi pagamenti di questi servizi, di queste bollette che arrivano, la matematica non torna più nelle tasche di noi poveri cittadini. Ecco, voi cosa state facendo? Perché appunto ci dicevano bisogna consumare meno acqua, non solo per le
perché c'era questa siccità enorme, ma soprattutto anche perché l'acqua costa, dobbiamo veramente, è un bene preziosissimo. Quando io faccio i centri estivi, anche questa mattina ci sono a Villa Margherita, la prima cosa che dico agli educatori, dico: ricordate di spiegare l'importanza dell'acqua. Qui abbiamo appunto questi bellissimi canali che passano, il Piavesella, siamo vicini allo Storga, ecco, fate capire l'importanza dell'acqua, di non sprecare l'acqua, perché è un bene prezioso. Prego, Presidente. Sì, è vero questo. Noi purtroppo in Italia abbiamo un consumo giornaliero pro capite abbastanza elevato, che è di 200 litri, 215 litri, contro una media europea di 125, che significa che dobbiamo imparare a utilizzare bene la nostra acqua. Certo, dobbiamo cercare di evitare di irrigare i giardini, per esempio, ma anche l'utilizzo normale dell'acqua giornaliera. Scusa Presidente, magari investire più sugli acquedotti che sono di Colabrodo. Allora, no? questo è quello che ci stiamo impegnando noi da tempo, perché purtroppo le perdite acquedottistiche sono molto elevate, rasentano una percentuale che è anche difficile da dire, è del 50%. Mamma mia. Ma è un problema datato, creato sostanzialmente da condutture che hanno 40-50 anni. Noi stiamo investendo appunto per cambiare, per risolvere questo problema delle perdite, cambiamo circa 60 km all'anno di rete acquedottistica. Purtroppo ci scontriamo con i costi. I costi per cambiare un metro di tubo di acquedotto vari dai 200 ai 300 euro al metro. Un chilometro sono 300.000 non è euro. che ci sia speculazione anche su questo? No, purtroppo i costi sono questi. E quindi l'investimento per risolvere il problema annoso delle perdite è un investimento importante, che comunque noi ci stiamo impegnando anno per anno di ridurre il più possibile queste perdite. L'autorità, l'ARERA, ci dice di arrivare a una riduzione almeno del 5% all'anno, e su questo noi siamo in sintonia. Tornando al costo dell'acqua, sì, è vero, il costo dell'acqua, che però non è solo costo dell'acqua, è del servizio idrico integrato, acqua e acquedotto e depurazione, si aggira intorno ai 3 euro al metro cubo, che sembra una cifra importante, però è sotto la media europea notevolmente, perché in media europea vanno ai 5 euro, per non parlare di 9 euro dei paesi del nord. Aumentare il costo dell'acqua ovviamente crea problemi alle persone più fragili, anche se noi abbiamo attivato un bonus idrico che ha permesso alle famiglie più fragili, che hanno fino a 4 figli con un ISEE fino a 20.000, sostanzialmente l'annullamento della bolletta. Quindi andiamo incontro a esigenze particolari, anche con rateizzazioni della bolletta. Dobbiamo imparare a utilizzarla meglio l'acqua, perché, come le dicevo prima, il consumo pro capite è ancora troppo elevato. Ma sarà, però io penso che quelli che ne pagano le conseguenze sono queste persone, anche le fragilità, quelle che hanno poco, perché io continuo a vedere che stanno facendo degli attici meravigliosi, ma con le piscine. Allora vorrei capire, no, perché se deve pagare sempre scarpa grossa, comincio anche a stufarmi, Presidente Vettori, perché ultimamente si nota questo. Allora chi è fortunato, che ha tanti soldi, può farsi la piscina e là non c'è risparmio d'acqua. La pensionata con 500 euro invece diciamo no, guarda che non devi irrigare, non devi dare da bere i fiori, che magari è l'unico hobby che ha, poveretta, questi fiori, perché costa troppo e c'è uno spreco. Ma soprattutto la gente non si fida, tanto è vero che siamo il paese dove si beve più acqua in bottiglia, nonostante almeno noi qui a Treviso, specialmente io parlo di Treviso perché le altre in realtà lasciamo perdere, perché ci sono anche i PFAS a Vicenza, Calma e Sangue Freddo. Io sono a Treviso e la mia acqua è buona, o sbaglio? Sicuramente l'acqua è buona, noi effettuiamo dei controlli ogni 15 giorni. I pozzi dai quali attingiamo sono ad una profondità mediamente 120-180 metri, quindi da questo punto di vista l'acqua è sicuramente sicura. Evitiamo di comprare l'acqua in bottiglia, anche perché andiamo, diciamo così, verso una sostenibilità dell'ambiente, meno plastica nell'ambiente, quindi bisogna cercare di utilizzare la nostra acqua di rubinetto, che è sicura, sicuramente. Che vale veramente la pena. Sì. Allora, dottor Nobili, un'altra cosa importante da capire, visto che prima si parlava della barca di San Piero, la notte di San Piero, quello che veramente le persone pensano. Allora, il calare della luna, il chiaro di luna, il piano
pianeta, influisce sul nostro sistema. Io ho avuto un altro ospite, un altro astronomo, ha detto no, non è così, non è vero. Lei cosa ci dice? Questi pianeti, l'influenza, ecco l'oroscopo poi, l'oroscopo, quando sei nato, dove sei nato, che giorno pioveva, c'era il sole alle 6, alle 8, cosa ti dice invece? La realtà qual è, dottor Nobili? Allora, diciamo che io, anche noi come planetario, non amiamo entrare proprio nell'ambito della polemica scienza, astronomia, astrologia, perché ognuno è libero di credere quello che vuole e questa è un po' la mia filosofia, la nostra filosofia. A livello scientifico no, non c'è proprio nessuna evidenza, ma neanche lontanissima, che la posizione dei pianeti, degli astri nel cielo possa avere una qualche influenza sul carattere o meno che meno sul futuro. Dopodiché leggere l'oroscopo sul giornale, perché comunque diverte, fa piacere, io ogni tanto anch'io me lo leggo, ogni tanto anch'io ascolto Paolo Fox su Rai 2, devo dire che spesso ci indovina per quanto mi riguarda. Poi chiaramente ricordo quello indovinato e non ricordo quello invece che ha sbagliato, perché se dovessi farlo mi renderei conto che sono più le cose sbagliate di quelle indovinate. Ovviamente andando a tentativi comunque qualcosa si indovina, ma è un divertimento, tutto qui. E su questo io non ci trovo nulla di male, quindi io non sono come altri colleghi che appena sentono parlare di oroscopi subito, per carità, eresia. Va più che bene. Quello che invece non va bene è quando c'è qualcuno che ci specula sopra e ci fa soldi, perché gioca magari sulla credulità o l'ingenuità delle persone. Lì non va più bene, ecco. Se rimane comunque un gioco divertente, d'accordo. Se però se diventare un business, come purtroppo spesso accade, no, già allora parliamone, ecco. Allora parliamone, cosa ci dicono i pianeti in questo periodo, in questo momento? Ecco, cosa state vedendo, dottor Nobili? Ma noi ormai l'astronomia è astrofisica, già da un po' da qualche secolo, quindi vuol dire che l'astronomo moderno non è che punta il telescopio, guarda e fa delle scoperte. Ormai i telescopi sono dei misuratori di energia, la luce che arriva dalle stelle, che è energia elettromagnetica, vengono elaborate queste misure e da lì si deducono dei risultati. Su questi risultati si costruiscono modelli. Se i modelli danno risultati giusti, vuol dire che danno previsioni giuste, vuol dire che il modello è corretto e quindi siamo sulla strada buona. Se il modello dà previsioni che non corrispondono poi a quello che viene osservato, bisogna ricominciare il processo o comunque rivederlo. Abbiamo tanti argomenti, tra l'altro quello della ricerca della vita, di altre forme di vita. Voi state parlando di acqua. E l'acqua è alla base della vita, perché noi per ora la vita la conosciamo solo sul nostro pianeta, sulla Terra, e quindi dobbiamo fare riferimento a quello che conosciamo. Qui sulla Terra la vita ha bisogno di acqua allo stato liquido, non di ghiaccio, perché di ghiaccio d'acqua lo troviamo sulla Luna, lo troviamo su Marte, su satelliti di altri pianeti. Dobbiamo trovare l'acqua allo stato liquido. Dove c'è acqua allo stato liquido potrebbero quindi esserci altre forme di vita. Cominciamo a parlare solo di microbi e batteri, non di vita più complessa, facciamo un passo alla volta. Scoprire microbi da altre parti sarebbe già una scoperta rivoluzionaria, perché vuol dire che la vita può esiste anche su altri corpi celesti e non solo sul nostro. Dottor Nobili, lei studioso, appassionato, pensa che forse in un futuro lontano si scoprirà altri esseri viventi? Secondo lei ci sarà? Ecco, mi fa piacere che lo dica, perché è molto importante questo, perché non abbiamo sempre la possibilità di capire a che livelli siete arrivati, tanto è vero che vi vediamo pochissimo in televisione, invece anche dal video che lei ci ha mandato sarebbe un argomento che appassiona, perché veramente, a parte i colori meravigliosi, ma questa atmosfera, questo movimento continuo è bellissimo. Prego, dottor Nobili. Sì, e questo sarebbe un altro argomento da aprire, sulla comunicazione dell'astronomia sui media, anche perché io all'università ho insegnato proprio comunicazione scientifica, quindi è un argomento che mi tocca. Allora, che cosa ci dicono, che cosa possiamo dire? In questo momento, allora, il discorso chiedo scusa, prima mi aveva chiesto forse un'altra domanda. Prima No, ancora, sempre vero? riguarda quello che sta dicendo, va benissimo, perché è coerente. Sì, no, allora, quello che volevo dire io la vita in altri pianeti.
che è statisticamente certo che ci siano altre forme di vita, perché oggi sappiamo che dal punto di vista numerico ci sono più pianeti che stelle nella nostra galassia e quindi anche nelle altre galassie molto probabilmente, perché abbiamo trovato pianeti in orbita intorno a stelle, a sistemi anche doppi di stelle dove non credevamo ci potessero essere pianeti, e quindi la statistica ci dice che è 90,99% che ci siano altri pianeti simili alla Terra. Io direi altrettanto, dal punto di vista statistico, che ci siano altre forme di vita. Quello che è da capire sono, primo, se c'è vita complessa, elaborata, come ce l'abbiamo sulla Terra, ma io direi di sì, mi sbilancio e dico di sì. No. Secondo, dobbiamo metterci d'accordo su che cosa intendiamo per vita, e qui non è banale la questione, perché al momento noi per vita intendiamo qualche cosa che si sviluppa, che si riproduce, che si alimenta. Ebbene, con questa definizione anche il fuoco è una forma di vita. Giusto. Quindi, dobbiamo quindi prima metterci d'accordo su questo. E ci sono dei film e dei telefilm di fantascienza dove ad esempio fanno vedere i protagonisti, gli uomini che vanno su altri pianeti e si imbattono in forme di vita del tutto non previste. Ad esempio, non so se ricordate Spazio 1999, la vecchia serie. C'è la Luna che si disperde nello spazio con la base lunare e gli abitanti della base lunare sopra. E a un certo punto la Luna, nel suo girovagare, finisce in un'altra galassia, con molta fantasia, comunque ci arriva, la attraversa, però mentre la attraversa vengono attaccati da tipo una schiuma che cresce sempre di più. Cosa si rendono conto, ma solo alla fine, che quella schiuma erano degli anticorpi e che quella grande galassia in realtà era un grande cervello, una forma di vita, era vivente quella galassia, e loro attraversandola con la Luna come un proiettile, senza volerlo, ahimè, l'hanno ucciso. Ma veramente interessantissimo, io spero veramente di sentire di averla ancora ospite, perché sono informazioni anche a casa molto interessanti. Abbiamo fatto aspettare Giusy, ma era importante che finisca il discorso del dottor Nobili. Prego Giusy. Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora Mirella, noi stavamo aspettando qualche sacerdote che venisse in tua trasmissione per chiedere appunto di questa vela, perché forse dobbiamo andare in chiesa da un sacerdote che ce lo spieghi, ma dato che li abbiamo qua, vorremmo approfittare di questa occasione che tu lo mostrassi per vedere cosa dicono, perché quando hai detto che noi vediamo Padre Pio, ho visto che hanno fatto un po' il sorriso dicendo magari che non c'è, e noi vorremmo qui in diretta vedere cosa dice il sacerdote. Allora Giusy, mi dispiace, ma noi siamo una televisione, non è che al momento posso mettere quello che voi chiedete, perché c'è tutta una prassi da fare prima di mettere queste immagini. Non è che io posso andare a prendere l'immagine e farvela vedere subito, ve la farò vedere casomai domani, la farò vedere anche a Don Mauro, la farò vedere anche al dottor Nobili e al presidente Vettori. Al momento però deve solo dare la spiegazione di quello che ho detto prima. C'è questa vela appunto con l'immagine in mezzo di uno vede Padre Pio, un altro può vedere un altro volto, però un volto si vede. Ecco qua, e Giusy appunto vorrebbe capire come mai questo secondo lei. Allora, innanzitutto è molto semplice la cosa. Ecco, noi per credere non abbiamo bisogno di questo, e non siamo noi a imporre a Dio dei segni, perché la Bibbia dice a un certo punto: non vi siete stufati di stancare la pazienza del vostro Dio. Quindi non dobbiamo stancare il Padre Eterno, ecco. Poi può succedere, penso alle apparizioni, Lourdes, Fatima, eccetera, che Dio ci mandi dei segni, si dice di rivelazione, ecco. Certo, qui io dovrei analizzare, vedere, quindi non posso esprimermi su questo, ma ripeto, ci sono dei segni. L'importante però è non credere solo a questi segni, Quindi, ripeto, la cosa fondamentale è alzare gli occhi al cielo, per restare in tema, come ha detto prima il professore, e ammirare la grandezza di Dio. Dio non possiamo possederlo in mano, come non possiamo possedere in mano l'universo. Ecco, questo discorso. Io invece penso alla libertà di pensiero. Nel momento che ho questa foto, io vedo quello che vedo io. E se io sono convinta di vedere quello, è giusto che io pensi di vedere quello che vedo. Io non vedo quello, non ci credo, è una baggianata, rimango col mio pensiero. Ecco, esatto. Per me questa è libertà di pensiero. Ognuno, e l'ho detto anche l'altra mattina che abbiamo fatto vedere la foto, va rispettato per quello che vede e quello che non vede. Ognuno ha il proprio pensiero. Cosa dice Presidente Vettori? Beh, qui entriamo nel campo della fede.
e quindi giustamente chi crede può vedere anche delle immagini rispetto a un'altra persona, quindi diverse, quindi scienza e fede poi sono, è un confine e mi rivolgo al professore naturalmente, dove finisce il campo della scienza poi entra nel campo della fede. Ecco, allora andiamo a vedere il planetario, questo è reale, è a Padova, qui non ci si può dire io vedo una cosa o vedo un'altra, adesso andiamo a vedere il planetario. Allora, dottor Vettori, Presidente, ecco, lo commenti lei per cortesia queste foto che stiamo vedendo? Ok, sì, questa è una delle lune. Allora, sullo sfondo vedete il pianeta Giove, che è uno dei pianeti del nostro sistema solare. Prima ho visto Saturno, adesso questo è Giove. Sì, quello che vedete a sinistra in alto. Ha decine di lune. In primo piano c'è la superficie di una di quelle lune. Possiamo un attimo tornare all'immagine precedente, perché quella luna si ricollega proprio di Giove. Sì, quell'immagine di prima proprio. Ecco, un attimo. Dall'altra parte, questa si è... la vedo sempre male. la prima immagine, vediamo se riusciamo, perché non è facile neanche per la regia. Andiamo a vedere se riusciamo a vedere, no, continuiamo. Altrimenti intanto va bene, ma possiamo andare avanti, perché commentiamo, comunque, prego. Sì, esatto, perché è il discorso dell'acqua, cioè noi andiamo a cercare eventuali altre forme di vita dove c'è acqua allo stato liquido. Bene, quella luna di Giove che si chiama Europa, eccola qua. Sì, sostanzialmente ha una superficie che è una crosta di ghiaccio, per lo più ghiaccio d'acqua. Dico per lo più perché c'è anche ghiaccio di anidride carbonica, non è che ghiaccia solo l'acqua. Però per lo più è ghiaccio d'acqua e sotto questa crosta di ghiaccio c'è acqua allo stato liquido e lo possiamo intravedere perché in basso si vede, no? C'è quella specie di spaccatura che arriva sino all'acqua liquida. Quindi un luogo dove cercare eventuali altre forme di vita è questa luna di Giove, Europa. Negli ultimi tempi, sono scoperte degli ultimi anni, quindi recentissime, altre due lune di Giove abbiamo scoperto che hanno una struttura simile, quindi con presenza di acqua liquida nel sottosuolo, e sono Ganimede e Callisto. Una luna di Saturno, Encelado, idem. Marte poi, non ne parliamo, Marte nel sottosuolo è pieno di ghiaccio, d'acqua e probabilmente c'è anche tanta acqua allo stato liquido, quindi almeno rimanendo nello spazio vicino del sistema solare, i luoghi dove andare a cercare altre forme di vita ce ne sono. E chissà che questa scoperta non arrivi nei prossimi anni. Questo tra l'altro è uno degli argomenti, tra i tanti argomenti dei quali trattiamo. Ma lei ha spiegato anche molto bene che ci sono varie forme di vita, non è che devi trovare per forza la persona umana, lo spieghiamo a casa, ma la vita è vita, l'acqua è vita, il fuoco è vita, la roccia è tutto è vita. Andiamo a sentire il nostro Mirko da Padova. Ciao Mirko, che piacere sentirti. Buongiorno signora Mirella, Buongiorno. Sempre complimenti alla sua trasmissione e ai suoi illustri ospiti. Grazie. Mi permetto di telefonare per dire che la famosa Cappella degli Scrovegni che Giotto ha dipinto è stato consigliato e seguito nel dargli consigli da un astrologo il quale gli ha insegnato come era fatto, era anche medico, dunque gli ha dato anche insegnamenti medici come disegnare parti del corpo umano, ma la cosa più importante, questo astrologo ha dato indicazioni chiare nei suoi disegni, così mi è stato spiegato dalla guida, a Giotto. Dunque dobbiamo valutare che la Cappella degli Scrovegni non c'è solo da guardare questa meraviglia della dipinta di Giotto, ma c'è stato l'appoggio nel significato di un astrologo, di un altissimo, il quale diceva che l'essere umano si muove, vive sulla base astrologa dei pianeti. Ecco, era la sua teoria. Ecco, questo è molto importante da capire, l'importanza dell'astrologia e l'appoggio che si può dare all'astrologia a tante altre comunicazioni della nostra vita. Ecco, questo è importante. Io abito a Padova e di conseguenza ne sono orgoglioso di questa Cappella degli Scrovegni e sono orgoglioso del faro astronomico e sono orgoglioso che questo astrologo ha dato indicazioni al grande Giotto come dipingere la Cappella degli Scrovegni. Un saluto a tutti e sempre complimenti alla sua trasmissione. Grazie al nostro Mirko. Abbiamo parlato di astronomia e astrologia perché dobbiamo capire bene il significato di queste due parole. Come commenta, dottor Nobili? No, assolutamente vero. La diversificazione tra astronomia e astrologia comincia a venire fuori dopo le scoperte che fa Galileo Galilei qui da Padova.
ma prima l'astronomia era astrologia. In pratica, prima si credeva che la Terra fosse al centro del cosmo e che gli astri nel cielo avessero influenza sulla vita, e quindi l'astronomo di un tempo era astrologo innanzitutto. Quindi quello che ha detto l'ascoltatore è assolutamente vero, verissimo. Tant'è che lo scienziato dei tempi di Galileo, 1500-1600, era spesso chiamato filosofo naturale perché si occupava di più cose, della natura in generale, un po' come anche hanno fatto anche i filosofi greci, no? Quindi si occupava di astrologia, astronomia, che erano più o meno la stessa cosa, appunto, ma anche filosofia, medicina e così via. Quindi è assolutamente vero. Tra l'altro, però non so se ho un minuto di tempo, perché sulla Cappella di Scrovegni lo c'è concediamo perché è interessantissimo quello che sta spiegando. Sapete Prego. La storia della cometa di Giotto? Nella Cappella degli Scrovegni Giotto dipinge anche la Natività, quindi la nascita, la capanna con Gesù bambino, e nel cielo come astro di Natale non dipinge una stella ma una cometa con la lunga coda. Prima di Giotto però, e basta andare a vedere nelle catacombe a Roma, tutti dipingevano un comune astro, una comune stella. Anche al Duomo di Padova, che dipinto è del 1400, anche lì si continua a dipingere un astro, una stella. Giotto dipinge gli Scrovegni agli inizi del 1300, quindi circa un secolo prima. Perché dipinge una cometa? Perché in quegli anni era passata la cometa di Halley vicino alla Terra e si vedeva ovviamente benissimo a occhio nudo. Quindi è molto probabile che Giotto, colpito dalla cometa di Halley, abbia voluto rappresentarla nella Natività degli Scrovegni. Fino a qui va bene. Qual è la cosa importante, fantastica? È che dopo la morte di Giotto sempre più pittori cominciano a seguire la sua strada, tutti a dipingere la cometa. Quindi se oggi in tutto il mondo festeggiamo il Natale disegnando e mettendo nelle decorazioni la cometa dalla lunga coda, pensate, in tutto il mondo, lo dobbiamo più a Giotto, perché Giotto è stato il primo a dipingere nel cielo non una comune stella, ma la cometa con la coda sopra la capanna dove è nato Gesù bambino. Grazie. Allora, visto che parliamo di acqua, andiamo a vedere anche questa foto del fonte battesimale, perché ci battesimano con l'acqua, bene prezioso. Andiamo a vedere queste foto che vediamo che ha portato Don Mauro Gazzelli. Ecco, perché la fonte battesimale, ecco l'importanza della fonte battesimale. Prego, un rito veramente importante. Eccolo qua, prego Don Mauro. Ecco, anticamente, come abbiamo dei battisteri stupendi a proposito di arte, queste cappelle all'esterno della chiesa, c'era tutto un cammino di questi neofiti dove venivi immerso con tutto il corpo. C'erano 3 gradini, Padre, Figlio e Spirito Santo, entravi da un lato e uscivi dall'altro. Questa vita, cioè la nostra vita di comuni mortali, immersa nella vita di Dio. C'è da dire che pochi sanno, in certi santuari che non sono parrocchia, non hanno il fonte. Fonte vuol dire che un tempo che tutti erano cristiani, lì sgorgano, in questo caso, i cesaltini. Da quel fonte è nato il paese, perché lì hai battezzato. La cancellata che vedete lì di ferro in fotografia è la più antica, perché il resto di superletti li sono stati cambiati così. Quindi quel fonte battesimale e la cancellata è la cosa più antica della Chiesa. Ecco questo coperchio nuovo che vuole dare il giusto centralità a dove sgorga l'acqua viva che zampilla per la vita. È bello che quello che diceva prima il professore, riguardo alla scienza delle stelle, perché Dio comincia a creare quando separa la terra dall'acqua. Finché c'era l'acqua, Dio non crea. Quindi interessante. E comunque il fonte, ecco, per noi è importante perché rigenera i nuovi figli di Dio. Cioè la nostra umanità non è più condannata a morire, ma è condannata alla vita eterna. Certo, chi ci crede? Ma io direi anche ormai a sedersi sulle panchine, Don Mauro. Esatto. Siamo condannati a sederci sulle panchine perché ne nascono sempre ogni giorno di nuovo e facciamo una confusione, numero 1. Ma l'ultima nata panchina, andiamo a vedere la foto, perché l'ha creata proprio e l'ha voluta Don Mauro Gazzelli. Perché? Perché questa panchina, Don Mauro? Ecco, perché vedo in giro, giustamente, la panchina rossa per la violenza, l'altra gialla legate a certe malattie e così. Io dico, ma d'accordo, partiamo sempre da delle tragedie, la violenza. Lì c'è anche una statua con 2 bambini che si danno la mano e c'è questa panchina, l'unica al mondo per adesso, poi speriamo che se la copino, no? Non sono invidioso, anzi, azzurra e rosa, per dire siamo propositivi. Lancio una provocazione, io lo dico ai genitori che vedo anche, o alle coppie che si preparano al matrimonio cristiano. Ci vuole il coraggio oggi a mettere un figlio.
leggete questa scritta, se ce la fate. Io qui dico un grazie ai genitori. Leggiamola, Don Mauro. Ecco, grazie per il coraggio, ecco, di ogni famiglia, di ciascun genitore, ecco, che oggi vincono appunto la paura di mettere al mondo un figlio e si prendono cura. La speranza di diventare nonni felici. Pensate, io nonno prendo in mano il figlio di mia figlia, questo è un miracolo. Io prendo in mano... No, oggi trovi il 70 anni e dice no nonno perché sono vecchio. No, la mia psicologa amica mi dice lo dica in predica, sono vecchia, sono vecchio, è una cosa bellissima. No, sono diversamente giovane. Io li chiamo così. Brava, no. Vecchio non mi piace, diversamente giovane. Ma la mia psicologa dice è bello essere vecchi e io rispondo chissà io se ci arrivo con 8 parrocchie. Allora dico, ecco la bellezza loro oggi di diventare genitori e anche avere la fortuna di diventare nonni. Quindi diamo un modello positivo a chi passa. Perché? Perché capisco che non è facile, sono tante paure. Però, Don Mauro, è vero quello che lei dice, però è anche vero che una volta si facevano tanti figli. Appunto. E c'era la miseria, non la povertà, c'era la miseria. Ecco, questo azzardo che facevano queste coppie, che mettevano al mondo questi figli, ma soprattutto li sapevano crescere nella fatica, nel sudore, nel lavoro, nel rispetto, nelle regole, nei sacrifici. Allora io penso che non è che oggi siano più bravi, sono meno bravi, perché avevano meno mezzi una volta, però si impegnavano, rischiavano, azzardavano. Ce la farò e ce la faranno. Parliamo di persone, di famiglie con 10, 12 figli. Il minimo erano 5, 6. Chi ne aveva 5 era proprio quello che niente. Moriva un bambino al giorno. Moriva bambino un giorno, però si continuava a sperare per migliorare. Ecco, quello adesso abbiamo tanto, però non siamo mai contenti, non ci basta, non ce la facciamo. Una volta non c'erano i banchi solidali, come ho detto prima è arrivato questo papà che cerco di aiutare. Ci sono dei punti di riferimento, nessuno muore più di fame, né di sete, né di vestiti, perché ne abbiamo una montagna. Eppure non basta, la paura di non farcela, quello che non c'era una volta, mi scusi. È per quello che la parola centrale in quella scritta che avete appena mostrato è grazie per il coraggio, perché la cosa, io la metto in positivo, ma in realtà è preoccupante, perché non c'è più il coraggio. Ah, ecco. Che è un'altra cosa. Abbiamo un'altra telefonata perché sto andando veramente lì. Pierino, ciao Pierino. Buongiorno a tutti i tuoi ospiti. Buongiorno. Vai Pierino. Va bene, tanto buongiorno a tutti. Grazie. Allora vorrei fare una domanda al Don. Sì. Quando ero piccolo che andavo a catechismo qua di là, su e giù, dopo mi hanno sempre insegnato i nonni, i papà e tutto, che i figli nascono da una donna e un uomo, da un papà e una mamma, come volete. Volevo sapere dal Don che i figli che nascono, che prendono si può dire gli altri che non sono sposati e che non sono né donne né uomini, cioè avete capito insomma? Sì, vorrei una risposta dal Don, perché tutto questo casino, i preti e quello vestito di bianco a Roma, non ho sentito niente. Grazie, arrivederci. No, Pierino, hai sentito? Allora, come forse non eri sintonizzato nelle ore giuste? Il santo Giovanni Paolo II, filosofo, antropologo, lui ha sviluppato tutte le fasi della vita, quindi in 26 anni, il santo Giovanni Paolo II, di queste cose abbiamo documenti. Veloce, Don Mauro, sono in chiusura. Ecco, il discorso è proprio questo. Attenzione, non è, cioè, chi educa è il genitore, non chi genera. Dobbiamo chiarirla sta cosa, cioè è genitore chi educa, non chi genera. Difatti noi diciamo che la vita è un dono di Dio, certo attraverso due genitori, due persone che si uniscono, no? Così. Quindi dopo... Tanto è vero che Dio sta lasciando l'Italia, secondo me bisogna andare su un altro pianeta, esatto. Per questo c'è solo che si stufate sta Italia che non capisce. Personalmente dico noi, ecco per la panchina, guardiamo al valore sacro della vita. Poi non possiamo giudicare nessuno perché ogni persona
va trattata come una persona. E possiamo e parlare va di rispettata. amore, vita e amore, che E forse è quindi, la cosa fondamentale. difatti io lo dico anche in chiesa, padre dell'amore, salvaci. Grazie tantissimo al dottor Luca Nobili, astronomo, che inviteremo ancora. Grazie per tutto quello che ci ha insegnato, dottor Nobili. Grazie anche tantissimo a Fabio Vettori, presidente Alto Trevigiano Servizi, che ha dato un bel esempio questa mattina, ma soprattutto ha fatto capire l'importanza di investire intanto e soprattutto che come siccità siamo messi abbastanza bene. Grazie a Don Mauro Gazzelli, questo parroco rock che se ne inventa una ogni minuto. Grazie, pubblicità. Grazie, piacere. E vediamo questa locandina importantissima, perché a Villa Margherita sabato 8 luglio succederà qualcosa di importante, una mostra fotografica però che riguarda le donne, soprattutto le donne, ma deve coinvolgere gli uomini, perché parleremo di violenza, ma soprattutto anche di capire cos'è la violenza, queste donne che sfortunatamente anche in questi giorni avete sentito che i numeri incredibili. Allora parliamo questa mattina con Elisabetta Ferraro Gazzola, sopravvissuta alla violenza, assieme al dottor Michele Gazzola, che è anche il responsabile del centro polifunzionale CEIS di Treviso. Abbiamo collegato anche da Zero Branco Luca Durighetto, sindaco di Zero Branco, che se è libero inviteremo anche lui, perché potrebbe diventare una mostra itinerante molto importante. Sono temi che dobbiamo affrontare tutti assieme, perché non c'è distinzione tra paesi e città. Qui le donne che muoiono sono dappertutto e la violenza deve cessare. Allora Elisabetta, perché questa mostra fotografica però con interventi molto importanti tu ti ritieni una sopravvissuta? Prego Elisabetta. Certo. Allora, l'idea di questa mostra, questo progetto è nato 2 anni fa. Nel 2017 io ho denunciato il mio ex compagno per violenze, per maltrattamenti. 2 mesi dopo è arrivato il decreto di allontanamento e la misura cautelare che lo teneva lontano da me e dai posti che frequentavo. Tutto l'iter giudiziario fino al 3° grado di giudizio è terminato nel settembre del 2020 e dopo qualche mese, dopo anni in cui sono rimasta da sola, non volevo assolutamente nessuna relazione, nessun'altra storia, incontro Michele, che poi un anno dopo è diventato mio marito. E 2 anni fa, poco prima di sposarci, io avevo questo forte desiderio di fare qualcosa per aiutare le altre donne. Allora, da sempre ho avuto l'idea di un libro, ma ovviamente essendo un progetto ambizioso, perché comunque ci vuole tempo, diciamo che è in lavorazione, ma comunque sarà una cosa molto più lenta e più lunga. Io volevo fare qualcosa subito, io volevo essere utile subito, poter fare qualcosa, poter aiutare, soprattutto non far sentire sole le altre donne, come mi sono sentita sola anch'io finché ero dentro la violenza. E quindi l'idea di questa mostra fotografica è stata un'idea così che mi è venuta così all'improvviso. Ho chiesto aiuto, ho contattato una mia amica giornalista, Francesca Visentin, la quale mi ha appoggiato da subito, mi ha messo in contatto con Giulia Zandarin, che è la fotografa. Ci siamo, dopo un breve contatto telefonico, ci siamo incontrate. Da subito si è creata una certa empatia, lei è molto sensibile verso questo tema. Abbiamo fatto le foto. Questo è successo a settembre, a novembre eravamo già a Montebelluna, abbiamo esposto a Montebelluna, a dicembre al San Gaetano, al Centro Culturale San Gaetano a Padova, e poi via via, insomma, ci sono state altre tappe. Che cosa mi prefiggevo e cosa mi prefiggo ancora adesso? Cioè, la mostra è solo un mezzo per parlare, per sensibilizzare. Questa idea poi, appunto, l'idea è stata, diciamo, è venuta così e mio marito mi ha supportato da subito, lui si è occupato del progetto, visto che poi li fa anche in altri ambiti, e insomma ci siamo un po' spartiti i compiti. Lui mi accompagna in tutti questi percorsi
E credo che sia importante perché non è semplice trovare comunque un marito che comunque ti appoggia anche in questo progetto. Di solito sono progetti che riguardano solo le donne, sembra che sia un argomento che riguardi solo le donne. In realtà non è così. Sentiamo anche cosa ne pensa il sindaco Luca Durighetto, un sindaco di Zero Branco, sindaco molto rock, però con una sensibilità, e lo dico perché se lo merita, come lo dico del sindaco Mario Conte, con queste iniziative che coinvolgono le persone. Ecco, io sono convinta, sindaco Durighetto, che dobbiamo smettere di parlare di uomini e donne, ma di persone. Noi dobbiamo coinvolgere le persone, indipendentemente dal sesso. Queste persone con una certa sensibilità o senza sensibilità, però i numeri dei femminicidi sono numeri molto forti, non solo di femminicidi ma anche di violenza fisica, violenza psicologica, e qui gli amministratori hanno un ruolo importante perché sono loro che hanno la salute dei loro cittadini nel loro contesto amministrativo. Prego. Sì, intanto buongiorno a tutti e buongiorno agli ospiti che sono in studio con lei, Mirella. Prima, mentre parlavate, ho ascoltato con attenzione quello che dicevate assieme al parroco di Cessalto e effettivamente il tema centrale, come sottolineava lei adesso, è quello dell'amore che prescinde dal sesso e prescinde dalla natura della persona. Se una persona vuole bene ad un'altra persona, neanche lontanamente può immaginare di soggiogarla o di usare nei suoi confronti violenza neppure verbale, non considero neanche quella fisica, ma neppure verbale. E purtroppo, come diceva lei adesso, soprattutto con alcuni progetti, e noi qua a Zero Branco siamo partiti con un progetto di accompagnamento psicologico telefonico durante il lockdown, lì ci siamo accorti che effettivamente le situazioni di difficoltà e di disagio erano molto superiori rispetto a quelle che anche noi valutavamo o pensavamo, e abbiamo visto che a volte una voce amica, a volte una sponda, a volte anche solo sapere che ci si può rivolgere a qualcuno per alcune situazioni è diventato essenziale per non arrivare neppure purtroppo alle situazioni di violenza che ci vengono raccontate quotidianamente, e come giustamente sottolineava lei, non sempre sono nei confronti di donne, a volte purtroppo sono coinvolti minori o comunque persone fragili come anziani o anche uomini che non hanno però un carattere strutturato o non sono in grado di esprimersi, e tutto parte purtroppo a volte dalla incapacità di gestire il sentimento delle persone, a partire da noi adulti e a partire da noi uomini. Allora, qui mi rivolgo invece al dottor Michele Gazzola, responsabile centro polifunzionale CEIS Treviso, che sa le fragilità, conosce le fragilità, ma non è sempre facile riuscire a capire come aiutarle, anche perché i mezzi e le strutture a disposizione non sono molte. Ecco, mancano anche educatori, manca personale, e queste persone veramente abbiamo dei numeri impressionanti di persone che hanno bisogno di essere assistite, ascoltate, accompagnate, anche un percorso per dei sbagli magari fatti anche non perché si voleva, ma perché non c'era la struttura che è la famiglia, che può essere anche la scuola in questo momento in grande difficoltà. Voi cercate veramente di fare questo. Prego, dottor Gazzola. L'esperienza lavorativa parla chiaro, è un'esperienza dove curare, riabilitare non è possibile se non c'è una rete di agenzie educative, per cui non solamente il servizio pubblico o il privato sociale, ma anche altre agenzie educative, la famiglia in primis, che però è molto in difficoltà, molto in crisi, almeno per quanto riguarda lo spaccato così che posso portare io rispetto all'ambito lavorativo. Ed è molto importante poi le varie associazioni di volontariato, no? Molto importante poi è il comune, ecco un'altra istituzione che è importante, la collaborazione proprio per anche l'argomento casa, perché molti dei nostri ospiti a volte sono veramente da soli per lo stile di vita, per cui alcune scelte legate al disturbo di uso di sostanze hanno compromesso delle autonomie lavorative, sociali, familiari, e per cui una volta
nel territorio, una volta che vengono dimesse, diciamo così, dal servizio, dal percorso residenziale, se non c'è una rete che le supporta, ricadono. E la ricaduta non solo comportamentale ma anche chimica è un modo per dire non ce la faccio da solo, ho bisogno del mio aiuto, no? Ecco, per cui è molto importante il territorio con tutti i servizi e con tutte le risorse. Avete le liste d'attesa anche voi, dottor Gazzola? Sì, abbiamo liste d'attesa da Regione Veneto e anche da fuori Regione. E c'è un aumento, io parlo per il centro polifunzionale, appunto, dove con alcuni colleghi lavoriamo, operiamo, e che ringrazio ancora una volta, perché senza gli operatori veramente, essendo un servizio H24 e anche i volontari, tra l'altro anche Elisabetta viene a dare una mano anche in quest'ambito, veramente sono persone che hanno bisogno. I tempi sono tempi, al di là della convenzione, i tempi personali soggettivi, per cui la convenzione parla, non so, di 18 mesi, poi una persona ha bisogno molto più a lungo. E ci sono molte richieste. Sentiamo Elisabetta come commenta. Prego Elisabetta, tu che hai vissuto, che sei sentita anche sola, poi hai avuto la fortuna di trovare il dottor Gazzola, però ci sono dei momenti dove sì, ho la panchina, ma se non ho il dopo panchina, come dico sempre, che me ne faccio della panchina. E qua deve intervenire l'amministratore, deve intervenire sì la società attiva, il volontariato, ma è l'amministratore che può incidere su questo. Prego. Io insisto sempre, anche nei casi di conoscenze o persone che dopo gli incontri mi si avvicinano, donne che comunque stanno subendo violenza, perché è questo poi che emerge dagli incontri, no? Ci è sempre capitato di incontrare una donna che poi parlava, è capitato anche di donne che dopo gli incontri hanno avuto coraggio di rivolgersi al centro antiviolenza e di denunciare e di uscire dalla violenza. Quindi questa è la soddisfazione, questo è quello che noi vogliamo fare. Non farle sentire sole, che trovino magari quel coraggio, quel po' di coraggio che hanno bisogno di avere. E proprio a proposito io insisto sui centri antiviolenza, perché a me il centro antiviolenza di Padova ha salvato la vita. Quella è l'unica strada, rivolgersi a un centro antiviolenza che comunque dà supporto psicologico, che è quello che ogni donna che subisce violenza ha come priorità, e supporto anche legale. E poi è in rete appunto con i servizi sociali, con i consultori, e si fa rete, e da lì una persona, una donna non si sente più sola, ma prima c'è un senso di solitudine, di smarrimento, di malessere, e queste donne devono sentire che non sono da sole. Per questo noi insistiamo tanto che non si può parlare solo il 25 novembre o il mese di novembre, perché non è possibile che ci siano tanti slogan alla televisione, sui giornali, cartelloni pubblicitari il 25 o comunque il mese di novembre, gli altri mesi poi si chiude il sipario e non se ne parla più. No, si parla solo nella cronaca tutti i giorni, che una muore, una si suicida, ecco. Ma non si parla di... Cioè non si fa sentire, queste donne si sentano sole, perché io lo so, io l'ho provato, ci si sente sole, non si sa dove sbattere la testa, non si sa con chi parlare, molto spesso la famiglia non ti appoggia, ecco, non ti appoggia, ed è questo il dramma. Quindi far sentire che loro ce la possono fare e ci sono i servizi che possono dare una mano, e parlandone io credo che ci si senta meno sole. Allora, Sindaco Durighetto, l'importanza di fare rete anche tra voi sindaci, perché più siete, più riuscite a dare risposte nel territorio, se venite ascoltati però dalla politica attiva, non dai politicanti ma dai politici. Il PNRR molto chiaro, investiva molto sul terzo settore, ma il terzo settore è diventato un grande minestrone, purtroppo dico io, dove non si capisce bene dove si andrà a parare, e qui sarà la sensibilità dei sindaci, dei presidenti delle regioni, perché poi i soldi verranno distribuiti là. Allora qui mancano le strutture, però abbiamo tantissime strutture, siamo pieni di strutture abbandonate che potrebbero essere ristrutturate, però non avete mai i fondi non vi arrivano. Voi che forse avete le idee chiare su quella che è la necessità del vostro territorio, è inutile che l'Europa mi dica di fare sale operatorie se io ne ho già 18, ho bisogno di altro, ma l'Europa non lo sa. Io mi domando cosa stanno a fare i nostri parlamentari europei se non si schiariscono le idee, se non fanno
squadre competenti, come è successo invece in Spagna, che riescono a portare a casa tutti i bandi, anzi hanno già rilanciato. Capisce che voi avete in mano la situazione, perché adesso dal prossimo anno avrete ancora più impegno, perché il socio sanitario sociale sarà spostato ai sindaci, o sbaglio? Sì, allora diciamo che qua in provincia di Treviso abbiamo una fortuna, nel senso che siamo riusciti con tutti i sindaci della provincia a creare un lavoro di squadra totale e mi viene da dire trasversale, quindi su tutta una serie di argomenti soprattutto collegati all'ambito sociosanitario e anche dal punto di vista per esempio del tema di cui si stava trattando adesso, quindi della violenza sulle donne. Per fortuna c'è la consapevolezza e c'è anche l'idea e l'azione per poter arrivare a migliorare quello che è lo stato attuale. Teniamo conto tra l'altro di una cosa, che qua noi stiamo parlando di un tema che purtroppo forse fino a qualche anno fa veniva visto con un po' di distanza, vorrei dire anche quasi con un po' di paura, perché la società imponeva che di alcune cose non si dovesse parlare o non si potesse parlare. Adesso invece, grazie soprattutto al coraggio di chi per primo si è mosso e chi per primo ha denunciato e di chi ha iniziato a costruire, anche noi amministratori pubblici un po' alla volta stiamo prendendo consapevolezza di quali sono le necessità e da una parte, come diceva lei, è un onere in più, un aggravio in più, ma dall'altra è una possibilità in più che noi sindaci avremo già dai prossimi mesi, visto che saremo noi in prima persona chiamati a pagare, quindi a sostentare queste iniziative, a scegliere su quali iniziative vale la pena puntare e su quali iniziative vale la pena. Mi scusi Sindaco Turighetto, non è che succede come il monopattino, che prima ci danno il monopattino e dopo si accorgono che manca il casco, manca tutti quei sistemi di sicurezza, e lo sta dicendo lei. Guardate che io non ho solo lei, ho tanti sindaci al mattino, guardate che tutti dicono non siamo preparati, siamo terrorizzati, stanno cercando di fare squadre di lavoro perché sarà un impegno molto oneroso, delicato e difficile, ma ci sarà attorno a questo tavolo e ci vorranno delle persone competenti, o sbaglio? Non è che le segreterie possono mettere ancora là delle persone che non c'entrano niente con queste figure, no? Glielo dico che così apriamo e facciamo veramente chiarezza. Prego. Nel tavolo di lavoro e di confronto dei sindaci ci sono anche le figure di riferimento, si parlava prima dei tecnici e quindi gli assistenti sociali o i referenti dei centri antiviolenza o i referenti dell'UIS o del terzo settore, proprio perché i sindaci possono dare l'input, però ci vogliono le competenze e le capacità per poter pianificare le azioni. Noi non siamo tuttologi e possiamo decidere su tutto. Abbiamo bisogno naturalmente dei tavoli, delle componenti tecniche. In provincia di Treviso, come dicevo prima, fortunatamente già da alcuni anni ci sono dei tavoli di lavoro specifici che non solo hanno un'interlocuzione, ma che stanno già facendo delle proposte per, mi permetto di dire, cercare di recuperare il gap che purtroppo negli anni passati si è creato probabilmente per un tipo di società patriarcale per la quale quello che succedeva doveva rimanere all'interno della famiglia e non si poteva parlare con nessun altro. Però non è che attorno a questi tavoli di concertazione abbiamo bisogno di figure competenti che possono essere i diretti interessati. Io ad esempio parlo sempre dell'ambiente con i sindaci e dico non capisco perché in giunta non ci sono le quote verdi, visto che fortunatamente ci siamo perché hanno messo le quote rosa, forse le quote verdi all'interno delle giunte non sarebbero male, perché abbiamo esperti che sanno di cosa si parla, gli ambientalisti, ci sono persone veramente a modo che sanno dove andare a parare, però non li vediamo poco. Ad esempio io dico questa mattina abbiamo Elisabetta Ferraro Gazzola che potrebbe essere una referente perché ha provato sulla propria pelle cosa vuol dire sentirsi solo e di cosa avrebbe avuto bisogno. Forse queste figure dovrebbero essere messe all'interno, perché io sono stanca di vedere tavoli di politici, di politicanti o persone non competenti solo perché ricoprono quel ruolo, ma non vuol dire perché ricopri quel ruolo che sei competenti. Sindaco, sta a voi trovare queste persone e mettervi in rete, prego. Sì, come dicevo prima, in questi tavoli i referenti sono quelli dei centri antiviolenza, quindi
sicuramente persone che hanno la competenza e hanno vissuto alcune esperienze magari come quelle purtroppo che può aver vissuto Elisabetta, quindi da questo punto di vista qua sono perfettamente d'accordo con lei, e come dicevo prima nessun sindaco è un tuttologo e quindi può decidere così secondo il suo pensiero come gestire il tutto, e concordo sul fatto che sempre di più ci voglia una commistione fra i tecnici che hanno le capacità, le competenze e sono aggiornati rispetto al tema, e poi però la capacità degli amministratori di capire qual è il percorso più corretto per portare a compimento quello che il tecnico propone. Abbiamo Renato da Chioggia. Ciao Renato. Buongiorno la signora, buongiorno, e come le auguro anche buon lavoro, perché lei lo merita, perché lei fa sempre un grande lavoro. Niente, ma ogni sua trasmissione diciamo, è una cosa diciamo, grandissima, perché tutto sempre si risolve col nocciolo della questione. Prima abbiamo Roma distante dalle regioni, purtroppo è così, possiamo avere i computer, i cellulari, tutto quanto. Adesso addirittura da Roma passiamo a Bruxelles che non sa nemmeno dove siamo, non sa nemmeno se esistiamo. Diciamo, è fra parentesi, non voglio, ecco, i poverini dei comuni devono risolvere le questioni che poi si risolvono sempre a livello economico, perché se non che se i schei, i bessi, i dobloni, non si fa niente, perché se non ci sono quelli non si fa niente, non sanno nemmeno che esistiamo. Perciò ribadisco sempre fino alla noia, e non ce la daranno mai, l'autonomia delle regioni. Solo in questa maniera sappiamo che esistiamo, i paesi piccoli esistono, le piccole frazioni esistono, eccetera, eccetera. Buongiorno signora, buon lavoro a tutti quanti voi. Grazie Renato. Prego Elisabetta, come commenti? No, io volevo dire questo, che per 7 volte l'Europa ha ripreso l'Italia in quanto non riesce a proteggere le donne vittime di violenza e i loro bambini. 7 volte. Perché l'Italia ha aderito alla Convenzione di Istanbul, ma in realtà la Convenzione di Istanbul anche nei tribunali non viene messa in pratica. Quindi è una cosa grave, cioè 7 volte. 7 volte. Ma perché? Quindi, perché non c'è la certezza della pena, Elisabetta, è là il problema grande, non c'è la certezza della pena. Questa è la donna che si è suicidata ieri di 33 anni, non si sentiva più sicura, perché non sapeva dove rivolgersi, perché non c'era posto sicuro, perché questo poteva arrivare a lei in qualsiasi momento. Questo è il grande denunce, lei aveva fatto tutto, poveretta, di tutto e di più, eppure la sicurezza, quella che dice Elisabetta, non c'è sindaco, dovete battervi per questo, siete voi che avete il polso del territorio, e questi efferati delitti, omicidi, tragedie avvengono nei paesi e nelle città, siete voi che avete fatto rete con i sindaci, che dovete farvi ascoltare, perché nessun altro, non c'è la regione qua devono esserci i sindaci. O sbaglio Elisabetta? Certo, il mio ex compagno ha condannato, confermata la condanna anche in Cassazione a 2 anni e 5 mesi nel settembre 2020, e questo l'ho già detto anche la volta scorsa, stiamo aspettando l'esecuzione della condanna, che ogni volta dicono che dovrebbe essere imminente, e non avviene, dopo 2 anni e mezzo, cioè quasi 3 anni a settembre. È una vergogna. Sindaco? Intanto lui è libero. Sindaco? Sì, devo dire che a riguardo io non posso parlare per tutti i sindaci, io posso parlare però per la mia esperienza diretta. Devo dire che fortunatamente nel mio territorio la collaborazione con la stazione Carabinieri è ottimale, e quindi riusciamo almeno in alcuni casi a tamponare alcune situazioni del genere. Ma credo sia aberrante sentire quello che ci ha appena raccontato Elisabetta rispetto a un qualcosa che è stato acclarato, già giudicato e già deciso, e che non sia ancora applicato. È qualcosa che poi siamo tutti bravi a piangere purtroppo perché è successa la tragedia, però è sull'intervento, sulle tempistiche di intervento che sicuramente lo Stato, e nel caso specifico il Ministero dell'Interno e quello di Grazia e Giustizia, devono cercare di operare nella forma più corretta e precisa possibile, perché ogni minuto è prezioso.
Allora dico alla regia di mandare ancora la locandina di sabato 8 luglio a Villa Margherita alle 20:30 proprio per parlare, ecco, di questa che è diventata quasi una necessità, dottor Gazzola. Cosa si aspetta, ecco, da questo incontro, da questa mostra fotografica? Lei che vive le fragilità, che sa cosa vuol dire accompagnare una donna che ha vissuto la violenza, sono dei traumi che non è così facile superare. Prego. Allora, innanzitutto volevo, prima alla sua domanda, sono andato via spedito e volevo salutare il sindaco, così come le telespettatrici e i telespettatori, ecco, per cui mi scuso un po' di questa mancanza. Tra l'altro abbiamo spedito la locandina anche a Zero Branco e conosco bene, ecco, Lucia Scattolin, perché nel periodo pre-Covid ci siamo incontrati sempre al comune per riflettere sulle dipendenze, poi ci siamo visti anche in altre occasioni sempre nell'ambito lavorativo, per cui ecco, abbiamo invitato, ecco, qualcuno, insomma, da Lucia, ma insomma, speriamo che qualcuno dell'amministrazione possa presenziare anche sabato, perché fondamentalmente, come diceva Elisabetta, l'obiettivo è quello di sensibilizzare, tenere alta l'attenzione. Ecco. L'obiettivo è di veicolare un messaggio attraverso questo incontro, attraverso la mostra e l'incontro di approfondimento, veicolare un messaggio che appunto dalla violenza si può uscire, dalla sofferenza, dalla paura, dal dolore. Certamente sono esperienze diverse, ma c'è un comune denominatore rispetto anche a altre forme di disagi, diciamo così, o di problematiche, no? Quando c'è una persona che soffre, quando una persona è da sola, quando una persona veramente si isola e viene isolata, c'era qualcuno che diceva che il potere di un uomo verso un altro uomo è proprio quando infligge la sofferenza, no? Ecco. Per cui quello che noi speriamo sabato è certamente la partecipazione, certamente la partecipazione anche da parte di noi maschietti, perché si dà per scontato che il problema sia la vittima o la sopravvissuta, ma in realtà parte da noi. Io lo sto capendo grazie a Elisabetta, non conoscevo questo mondo, come tanti altri cittadini conoscevo dalla cronaca, no? Senti violenza di qua, l'uccisione di là, ma entrare poi su questi aspetti dove capisci che la violenza non è solamente fisica o sessuale, ma anche psicologica, sociale, no? Lavorativa, no? Familiare, cioè veramente... cioè io rimango colpito quando Elisabetta mi dice: guarda, il mio compagno per farmi del male mi tagliava i libri, mi tagliava la biancheria, la buttava via, mi buttava dalla finestra, no, la frutta che a me piaceva, proprio il cercare di sopprimere la persona da ogni punto di vista. Annientarla anche a livello psicologico, che è una violenza terribile. Allora andiamo a vedere questi dati, andiamo a Vicenza, violenza, donne, dati. Sempre più donne vittime di violenza. Oltre il 31% è il dato nazionale diffuso oggi dall'Istat nel giorno della festa della donna. Tendenza in crescita delle denunce confermata anche a Vicenza dalle volontarie del centro antiviolenza nella sede appena inaugurata dall'amministrazione comunale nel quartiere dei Ferrovieri e gestita dall'associazione Donna Chiama Donna. Il fatto di denunciare, di accedere al centro antiviolenza è una cosa positiva, perché questo vuol dire che la donna ha maggiore consapevolezza e ha anche voglia di reagire. Questo lo dimostrano i dati che continuano ad essere in aumento a Vicenza, perché rispetto ai mesi da gennaio a marzo del 2022 abbiamo in carico 38 donne in più a Vicenza e 13 ad Arzignano, per un totale ad oggi di 169 prese in carico a Vicenza e 51 donne ad Arzignano. Dopo la pandemia c'è stato un vero e proprio boom delle richieste di aiuto, 108 casi in più, che impone un grande impegno anche delle forze dell'ordine per contenere il fenomeno. Sicuramente è un dato molto preoccupante. Nel 2022 ho emesso 45 provvedimenti di ammonimento, 36 per maltrattamenti in famiglia e 9 per stalking, e in tutti questi
questi casi siamo intervenuti giusto in tempo per poter evitare potenziali tragedie, come purtroppo l'anno scorso abbiamo assistito in più di un caso. Se le violenze più eclatanti scaturiscono nell'ambito familiare e delle dipendenze affettive, altro fronte caldo resta quello del lavoro, dove la donna cerca affermazione personale e professionale e l'indipendenza economica, ma viene ostacolata pesantemente, come testimoniano le operatrici dello sportello antimolestie di Vicenza. Situazioni più frequenti sono quelle di molestie e soprattutto di mobbing all'interno del posto di lavoro. Mobbing che, ricordiamolo, è sia verticale, e anche le molestie, sia orizzontale, cioè fatto o dal titolare o dai colleghi, dai compagni di lavoro, e questo è un grossissimo problema. Per quello parlavo anche di un lavoro che verrà fatto dallo sportello molestie, anche sul creare consapevolezza nelle donne su quali sono i loro diritti e la loro forza, perché questo deve essere il punto centrale. Allora Elisabetta, come commenti? Questo era un servizio di marzo del 2023, ma mi sembra che anche se se ne parla, a mio avviso se ne parla molto poco e si fa ancora meno, le cose siano diventate ancora più problematiche, perché la violenza, ecco, non riguarda solo gli uomini, inizia a riguardare anche i ragazzini. Sì. C'è una violenza che veramente preoccupa e stiamo parlando di ragazzini e ragazzine, e questo fa molto male, vuol dire che i messaggi che stanno arrivando non sono messaggi positivi. Prego Elisabetta. Sì, infatti si dovrebbe fare sensibilizzare anche nelle scuole, fare degli incontri nelle scuole, ma noi a Padova ci siamo stati, una scuola superiore, ma io penso che sia già dalle medie opportuno fare questo tipo di lavoro. A parte che l'Italia, firmando la Convenzione di Istanbul, si è ripromessa di fare questo, cioè la sensibilizzazione nelle scuole, però io non ne sento fare più di tanto. Io mi sono anche offerta anche di portare volendo la mostra, che ripeto è solo un modo per parlarne, ma noi siamo stati alle superiori a Padova e i ragazzi ci hanno ascoltato 3 ore e hanno ascoltato me, il dottor Romeo, hanno fatto delle domande anche a Michele, bellissime domande tra l'altro, ho trovato di una grande sensibilità. Ed erano molto interessati. Bisogna andare nelle scuole, ma non le scuole superiori che hanno già 15, 16, 17, 18 anni, ma già le medie. Sindaco Dorighetto, lei ha coinvolto i ragazzi, ecco, col mondo dello sport, cosa che ho fatto anch'io a Villa Margherita con Sport Senza Barriere. I numeri ci sono, se vogliamo, il problema è riuscire a capire che forse è un argomento di trattare anche con loro, a non vivere nei tabù, perché qua sta diventando un tabù parlare di queste cose. Se non ne parlo io oggi, io non so in quanto oggi nella giornata, diciamo solo odierna, si sente parlare di violenza al femminile. Sì, si parla dell'omicidio, si parla del femminicidio, ma non si parla di cosa si può fare per accelerare questo aiuto alla donna. Prego. Campioni sul sensazionalismo, ma poi ci perdiamo nel costruire invece un percorso che blocchi questi episodi. E effettivamente nelle scuole qualche intervento anche noi annualmente lo facciamo, però probabilmente anche lì c'è da capire se forse vale la pena essere più incisivi, e più incisivi a volte vuol dire anche essere più diretti. Tra l'altro, mentre guardavo il servizio a me è venuto in mente un dato: noi qua a Zero Branco l'anno scorso abbiamo avuto 6 segnalazioni e di queste 6, 4 sono state gestite tramite il centro antiviolenza, quindi evidentemente è un tema che sta emergendo in maniera forte e pesante e al quale bisognerà cercare di trovare soluzioni straordinarie per fare in modo che si limiti, e addirittura nella speranza che si riesca ad annullare un fenomeno come questo, che è un fenomeno che va al di là dell'aspetto sociale, ma che entra proprio nella dignità e nel rispetto della persona umana. Allora io ringrazio Luca Dorighetto, sindaco di Zero Branco, grazie sindaco di essere stato con noi, grazie Elisabetta Ferraro Gazzola, sopravvissuta alla violenza, grazie al dottor Michele Gazzola, responsabile centro polifunzionale CEIS Treviso, e noi continueremo a parlare perché veramente è un tema col quale discutere assieme, tutti quanti assieme. Grazie, grazie, la posta di Mirella.